Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Francesco Bussani, consigliere comunale a Muggia del Partito Democratico, poi avremo Giorgio Cecco di Idea Giuliana, consigliere della quinta circoscrizione. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti oppure semplicemente fare le vostre segnalazioni potrete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo. Andiamo a vedere subito le previsioni del tempo in questa giornata di martedì 25 giugno. Allora, la situazione generale secondo l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, una depressione centrata sul Mar Tirreno interessa l'Italia e fa fluire correnti di bora al suolo, mentre in quota prevale un afflusso da sud-est più umido. Tra mercoledì e giovedì la depressione si sposterà in Slovenia, colmandosi. Quindi vediamo martedì 25 giugno cielo in genere variabile con rovesci temporali sparsi che potranno forse portare piogge localmente anche abbondanti, più probabili nel pomeriggio sera. Di notte e al mattino soffierà bora moderata, in giornata brezza. Mercoledì 26 giugno cielo in genere variabile, ancora con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera. Venti a regime di brezza, quindi cala anche la bora. Giovedì 27 giugno cielo in genere variabile, dal pomeriggio rovesci sulle Alpi e qualche temporale sulle prealpi che in seguito potranno interessare anche qualche zona di pianura, venti di brezza. Questi i dati del tempo, le previsioni per i prossimi giorni a cura dell'ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere ora i giornali in edicola quest'oggi. Cominciamo con il piccolo di Trieste, che titola G7 e Papa, città alla prova, 10 giorni di eventi, Trieste blindata tra ordinanze e divieti, rive chiuse venerdì e sabato. Dal 3 al 7 luglio la settimana dei cattolici, via tutti i Deor per Presidente della Repubblica e Pontefice. Non era mai accaduto che nell'arco di 10 giorni Trieste ospitasse un G7, una visita del Presidente della Repubblica e l'arrivo del Papa. Una concomitanza di eventi che impongono al Comune l'adozione di numerosi provvedimenti. Giovedì una delegazione coordinata dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara arriverà al Castello di Miramare. Il giorno dopo, venerdì, il vertice si sposterà in Piazza Unità che diventerà zona rossa. Sicurezza al massimo, un tratto delle rive è chiuso per 2 giorni. Ma il ritorno alla normalità durerà pochissimo perché mercoledì prossimo Sergio Mattarella inaugurerà la 50ª settimana sociale dei cattolici che culminerà con la domenica successiva con la messa presieduta da Papa Francesco. Vediamo anche sempre sulle pagine del piccolo di Trieste, Varsila mette all'asta le attrezzature di Bagnoli. Ancora il progetto Cabinovia, scontro in piazza Oberdan sulla riduzione delle emissioni. Ne abbiamo parlato anche noi ieri, così come abbiamo parlato dell'evento in programma per il prossimo anno, dal 13 giugno al 13 luglio 25, l'allegria del Cirque du Soleil. La stazione senza passeggeri, il racconto di Nicole Brusaferro quest'oggi sul piccolo. Naturalmente il piccolo dà conto, come tutti gli altri giornali, dell'Italia all'ultimo respiro, il pareggio che fa passare appunto l'Italia. Caldo e salute, via la rete regionale, poi concessioni balneari, serve più qualità e infine incendi, in campo la prevenzione. I ballottaggi, elezioni amministrative, le grandi città al centro-sinistra, ma l'affluenza è ancora in calo. Vediamo l'edizione di Gorizia Monfalcone con l'impennata dei costi legali. A Monfalcone le cause coi centri islamici fanno lievitare le spese per il comune. Cisint, i ricorsi sono i loro. Le cifre in merito ai contenziosi avviati con le associazioni, l'opposizione all'attacco. E poi a Gorizia travolta dall'ombrellone del bar a causa del forte vento. La giunta di Farra, anche la vivacità tra le deleghe agli assessori, e poi Gorizia si parte con l'affidamento dei 4 campi sportivi. Allora andiamo a vedere altri quotidiani in edicola quest'oggi. Cominciamo con il Corriere c'è il Corriere dello Sport. Allora diamo un'occhiata subito ai giornali sportivi. Il Corriere dello Sport titola Eurofiu, Italia pazzesca, passa al 98esimo grazie a Zaccagni, dall'incubo alla festa, 1-1 con la Croazia,
Sabato c'è la Svizzera, azzurri agli ottavi, Gigio para un rigore ma dopo un minuto Modric colpisce del rischio del flop al gol del laziale, scossa Spalletti, siamo sotto al nostro livello. Anche la Gazzetta dello Sport, miracolo Italia, addirittura pari al 98esimo coi croati, siamo agli ottavi. Batticuore azzurro, Gigio para tutto, Modric ci punisce, Zaccagni ci tiene vivi con una magia finale, sabato la Svizzera. Andiamo a vedere altri quotidiani, cominciamo con il Corriere della Sera, eccolo qui. Allora, città, prevale il centro-sinistra, questo è il risultato dei ballottaggi in generale. Schlein, anche Perugia a noi, risultato storico, messaggio per il governo, l'affluenza si ferma al 47,7%. Il PD vince nei capoluoghi di regione, tenute Firenze e Bari, al centro-destra Lecce e Caltanissetta. Truppe verso il Libano, Netanyahu per Gaza, finita la fase più intensa, poi ancora scandalo a Londra, scommesse sul voto, bufera per i Tori. Ancora l'Italia, un finale da brividi, l'Italia passa il turno, pari con la Croazia, agli ottavi con la Svizzera. Ucciso a coltellate a 16 anni, 2 coetanei sotto accusa, è successo a Pescara, tra i fermati c'è anche il figlio di un carabiniere. Meloni, Orban, divisi su Kiev, sintonia sui migranti e difesa. C'è anche l'approfondimento, il caffè di Massimo Gravellini, il loquace San Giuliano, si riferisce alla gaffe del ministro. Andiamo a vedere altri quotidiani, qui c'è Libero, i valori immobiliari della famiglia Salis, continua la campagna di Libero, compagni col villino, una casa di 160 metri quadri da $500.000 a Monza e una in montagna, eppure la figlia occupava. La Lega la denuncia, istiga a delinquere. Anche qui Euro 2024, gli azzurri pareggiano al 98esimo con la Croazia. Il Sole 24 ore, sostenibilità, le regole per le piccole e medie imprese, poi borse europee in ripresa ma resta il nodo politico. Ancora high tech, Bruxelles accusa Apple, l'App Store viola le regole dell'Unione Europea. Domani il centro-sinistra unito stravince autonomia, il Sud punisce Meloni. Il campo largo Firenze, Bari, Perugia e Potenza, la Premier vede Orban sulle nomine dell'Unione Europea. Le norme UE spaventano la Silicon Valley, Apple dichiara guerra a Bruxelles, la Commissione accusa il colosso di Cupertino di violare le regole della concorrenza con il suo App Store, la società studia la contromossa, migliorerà i suoi iPhone con l'intelligenza artificiale ma non in Europa. La Repubblica, la rivincita della sinistra, questo è il titolo di Repubblica, sul voto amministrativo, la coalizione progressista si aggiudica tutti e 6 capoluoghi di regione, Schlein un voto storico, le città hanno bocciato la destra, il risultato premia le donne candidate, affluenza in forte calo, si ferma al 47,7%. La russa, ora cambiamo la legge elettorale, via il doppio turno. Gelo, Meloni, Orban divisi su Ucraina e alleanze, non puoi entrare nei conservatori. Ancora vediamo i vari risultati, c'è anche l'intervista a Salis, non sarò l'anti-Vannacci ma lotterò per i senza casa, e poi agli europei pareggio con la Croazia 1-1, vediamo la festa, gli azzurri che festeggiano dopo il gol al 98esimo. La Stampa, le grandi città premiano il PD, anche qui Schlein, gli italiani bocciano riforma e taglia la sanità, la russa, questa legge elettorale non va. I Dem conquistano Perugia e Potenza, si confermano a Firenze e Bari, a destra Vercelli, Rovigo e Caltanissetta. Ancora vediamo Meloni e l'amico Orban separati nell'Unione, il voto della Francia nell'Unione Europea senza bussola, sono i commenti politici per quanto riguarda l'Europa, mentre qui c'è anche il titolo miracolo italiano, abbiamo già visto sulla Gazzetta dello Sport, Modric porta in vantaggio la Croazia, gli azzurri trovano il gol, qualificazione a 7 secondi dalla fine. La storia, Atene come Mosca, Baricco racconta la democrazia che va alla guerra. Il Fatto
Fatto Quotidiano, Nordio sconfessato, niente svuota carceri, Forza Italia e Lega, i reati li scelgano i politici. Poi ancora vediamo Destre, KO nei ballottaggi, la russa vuole smontarli i ballottaggi. PD 5 Stelle in C, tengono Bari e Firenze, strappano Perugia e Potenza. Legge alla siciliana, il Presidente del Senato, niente secondo turno se prende il 40% al primo. Ancora andiamo a vedere il Giornale, i direttori dei nostri 50 anni, noi Montanelli e Berlusconi, l'evento a Milano per il compleanno del Giornale. Poi ancora l'approfondimento sull'incontro a Roma, Meloni e Orban, patto sui migranti, accordo sulla difesa dei confini, ma sull'Ucraina posizioni diverse. Anche qui l'Italia pareggia all'ultimo secondo, qualificazione miracolo agli ottavi, sfideremo la Svizzera. La sinistra si salva ma parla di vittoria, scrive il Giornale, sull'esito proprio dei ballottaggi. Andiamo ancora, qui abbiamo già visto insomma la Gazzetta dello Sport, torniamo sul Piccolo, il Piccolo dell'edizione di Trieste per vedere le varie notizie che ci riguardano abbastanza da vicino. Allora, una rete in campo su tutto il Friuli Venezia Giulia per fronteggiare l'emergenza caldo. Ha approvato dalla Regione il piano operativo di prevenzione che vede coinvolti ARPA, aziende sanitarie, medici e comuni. Questo è stato approvato appunto nella giornata di ieri, ci sono tutti i consigli e occorre aspettarci ondate di calore, sui temi ambientali serve una svolta. L'intervista al climatologo Giorgi: El Niño sta diminuendo la portata ma il trend resta sempre quello. Vediamo anche sul rischio di incendi, vertice a Trieste, Riccardi pronti per l'estate. Tatiana Roitz del PD deposita un'interrogazione a Piantedosi sull'organico dei Vigili del Fuoco, mancano 230 figure. Anche noi ieri abbiamo seguito proprio la presentazione del piano regionale per combattere gli eventuali incendi o comunque per prevenire gli incendi. Ieri si è svolta la riunione in prefettura, abbiamo intervistato anche l'assessore Riccardi, allora rivediamo insieme il nostro servizio. Direi che le procedure sono in ordine, abbiamo fatto il punto grazie a questa convocazione del prefetto, mi pare che la macchina operativa è pronta, adeguata qualora dovessero verificarsi condizioni di questo genere. Mai più un'estate come quella del 2022. Il ricordo del Carso che brucia è ancora vivo nella mente di tutti, ma la macchina d'emergenza antincendi è pronta. Riunione in prefettura questa mattina per fare il punto della situazione sull'estate che stiamo attraversando. Anche se scontiamo un 30% in più di precipitazione, quindi è chiaro che tutti quanti auspichiamo di non doverci aspettare quello che è accaduto nel 2022. I lavori peraltro anche sia di trattamento che di realizzazione di alcuni muri attorno a quella che è la linea ferroviaria, che era uno dei punti più critici rispetto alle precedenti esperienze, sono in corso di realizzazione, quindi mi pare di poter dire che la macchina è a punto e intanto contribuiremo a quella che è la situazione critica che riguarda il Sud Italia, in particolare per la Sardegna, dove la nostra colonna mobile di protezione civile partirà per la missione del 1° luglio. In chiave preventiva la protezione civile sta lavorando anche sulle strade d'accesso alle aree ferroviarie. Sì, c'è un grande tema legato alle piste forestali e col corpo forestale stiamo ragionando anche con i colleghi anche dell'agricoltura, stiamo ragionando su questo perché c'è un tema di vegetazione ma c'è un tema anche di accesso più facile, quindi è naturalmente un lavoro pluriennale ancora in corso di approfondimento, quindi vedremo gli esiti di questo sforzo che stiamo facendo in termini di progettualità. Allora, torniamo ancora sul Giornale, si parla ora di spiagge con l'assessore regionale Callari. Il futuro delle spiagge in Friuli Venezia Giulia è decisiva la qualità. L'assessore regionale ha presentato le linee guida dei bandi a delega al demanio e vediamo la Giunta vuole ottenere la proprietà delle coste. L'idea è puntare su forme di collaborazione demanio pubblico-privati. Secondo l'esecutivo permetterebbe di sviluppare meglio la promozione turistica del
territorio. Andiamo ancora sempre sull'edizione triestina del Piccolo. Varsila mette all'asta l'attrezzatura di Bagnoli, avviso online sulla vendita dei macchinari che non resteranno in uso a MSC né alle divisioni superstiti. Oggi al Mise il tavolo dell'accordo di programma. Varsila mette all'asta le attrezzature della sua fabbrica in Val Rosandra, non tutte, che parte delle attività della compagnia finlandese proseguiranno in loco e parte dei materiali andranno al prossimo acquirente MSC, ma tante macchine usate nello storico stabilimento sono state messe sul mercato attraverso uno storico portale di aste online, se vogliamo un simbolo del concretissimo momento di passaggio vissuto dai lavoratori dello stabilimento nel mezzo di una trattativa che questa settimana vedrà proprietà uscente ed entrante incontrarsi a Roma con le istituzioni e i sindacati al tavolo dell'accordo di programma, in programma appunto proprio a partire da oggi. Qui vediamo anche le parole del segretario della UILM Rodà: penso al rammarico dei lavoratori per questa mossa, spero che la chiusura della trattativa ridia dignità. Questo è il primo commento a caldo su questa vicenda. Andiamo a vedere ancora, qui eravamo nella pagina dell'economia e del lavoro, la pagina di Trieste, eccola qui: in 10 giorni G7, Mattarella e il Papa, città blindata tra ordinanze e divieti, si inizia giovedì con l'arrivo del ministro Valditara, limitazioni al traffico e rive chiuse, venerdì e sabato appunto rive chiuse. Dal 3 al 7 luglio la settimana dei cattolici, via tutti i Deor per il Presidente della Repubblica e il Pontefice. Questi gli appuntamenti, quindi i primi movimenti si avranno già giovedì, quando una delegazione coordinata dal ministro all'istruzione Valditara arriverà al castello di Miramare. Il giorno dopo, venerdì, il vertice si sposterà in Piazza Unità, che diventerà zona rossa. Sicurezza al massimo, un tratto delle rive chiuso per 2 giorni, ma il ritorno alla normalità sarà breve perché mercoledì prossimo Sergio Mattarella inaugurerà la 50ª settimana sociale dei cattolici con la messa finale del Papa domenica. Via le lucette blu dalla piazza, la vigilia con la notte dei saldi. Il Comune ha affidato anche alla CEI un contributo di 50.000 euro in virtù della organizzazione della 50ª settimana sociale dei cattolici. Il Comune darà disponibilità alla CEI di fruire gratuitamente ad esempio delle sale all'interno del magazzino 26, dell'auditorium del Revoltella, del Salone degli Incanti o Teatro Verdi, oltre alla disponibilità sempre a titolo gratuito del suolo pubblico delle piazze e delle vie coinvolte dalle diverse iniziative, da Largo Santos a Largo Barriera, da Largo Bonifacio a una serie di piazze e vie pedonali del centro. Vista la portata dell'evento, per il quale si prevede un grande afflusso di pubblico con un'ampia partecipazione popolare prevista per la presenza del Presidente e del Pontefice, la Giunta ha deciso di assegnare alla CEI un contributo di 50.000 euro, questo considerata anche l'ampia copertura mediatica della quale godrà la manifestazione. 3 le richieste avanzate al Comune dalla CEI e soddisfatte. C'è anche la rimozione dei dissuasori con le lucette blu sistemati in testa a Piazza dell'Unità. Quelle colonnine intralcerebbero il montaggio degli allestimenti. I costi di questa operazione sono a carico della CEI. La serata che precede l'arrivo del Pontefice coincide inoltre con la notte dei saldi. L'iniziativa che apre l'appuntamento con i saldi estivi è stata confermata. Servirà a attendere l'ordinanza di viabilità per quel fine settimana per capire come si dovranno regolare i negozi che si affacciano sull'area di Piazza Unità e Piazza della Borsa. Allora, vediamo ancora, sempre sulla pagina di Trieste, recupero dell'evasione e contributi, la bolletta sui rifiuti resta invariata. Il Comune evita aumenti sulla Tari, incasso fissato a 39 milioni anche grazie all'avanzo di bilancio. L'assessore Bertoli ha portato la delibera in giunta e si accinge a illustrarla in Consiglio. Vediamo che ieri è stato presentato sul sito della Polizia Locale il conteggio degli incidenti e poi un'assistenza virtuale. Tutte le novità del nuovo sito, una nuova versione sul web con le 30 domande più frequenti. Vediamo la presentazione del nuovo sito della Polizia Locale. Ne parleremo fra poco rivedendo insieme il nostro servizio, ma ora ci colleghiamo proprio con la Polizia Locale. Chi abbiamo al telefono questa mattina? Buongiorno. Sì, buongiorno De Grassi.
se non sbaglio dovrei essere anche in foto. Sì, buongiorno, sì, infatti è proprio nella foto del piccolo, no? Intende, poi facciamo vedere. Buongiorno allora, a tutti, buongiorno a lei. iniziamo con il dire che la notte è andata abbastanza bene, un paio di incidenti, niente di particolarmente gravoso per noi e altri interventi di routine. Al momento c'è un piccolo incidente, neanche questo, niente di grave, una fuoriuscita da un parcheggio, un veicolo è stato urtato da un altro in Rossetti Revoltella, perciò qua sotto, da stiamo vedendo dalle immagini, sono in attesa e stanno creando un po' di rallentamenti, perciò ripeto Rossetti Revoltella, ma niente di grave, stiamo andando. Per quanto riguarda invece il discorso G7, ne avete parlato se non sbaglio nei servizi precedenti, di giovedì, venerdì, sabato, oggi iniziano i primi sgomberi in via Mercato Vecchio, comunque attenzione per tutti, ci sono vari divieti sulle rive, via Cadona e via limitrofe, perciò attenzione ai divieti temporanei che pian pianino verranno messi in atto e ne daremo conto il più possibile giorno per giorno. La via Gambini c'è stata segnalata la chiusura della stessa nel tratto compreso tra via Conti e via Luciani per il montaggio di una gru, perciò ripeto la via Gambini è chiusa tra l'intersezione con Conti e l'intersezione con via Luciani, un bel pezzettino diciamo. Per il resto altri interventi non abbiamo, il traffico al momento da quanto vediamo è tranquillo, speriamo in un buon proseguo della giornata anche se adesso sta piovendo. Ah, ecco, quindi è arrivata anche la pioggia. È arrivata la pioggia prevista, speriamo duri poco. Speriamo duri poco, insomma, attenzione, dopo la forte bora è arrivata anche la pioggia. Grazie anche per questa notizia, buona giornata, buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a voi tutti. Grazie, allora noi avremo sicuramente modo ancora di parlare di tutte le disposizioni per il traffico, la circolazione in vista proprio del G7 e poi della settimana della CEI, ma ora andiamo proprio sul piccolo e riprendiamo anche il nostro servizio sulla presentazione ieri del rinnovato sito della Polizia locale, il conteggio degli incidenti, poi un'assistenza virtuale, abbiamo visto anche la foto appunto pubblicata dal quotidiano e noi abbiamo intervistato anche l'assessore alla Polizia locale, nonché il comandante proprio della Polizia locale, allora rivediamo insieme il nostro servizio. Un sito più chiaro, più semplice, più facilmente raggiungibile e accessibile a tutti, proprio perché vogliamo in qualche modo rafforzare la possibilità di comunicazione tra i cittadini e la polizia locale. Da questa mattina è online il nuovo sito polizialocaletrieste.it, un portale rinnovato per rispondere alle esigenze dei cittadini, dalla sezione notizie alle domande frequenti a cui si può dare un'immediata risposta e una nuova grafica intuitiva e semplice con la possibilità di cambiare contrasto e colori a seconda delle esigenze e del tipo di lettura che si vuole intraprendere. L'architettura informativa e le varie caratteristiche sono state individuate dal Servizio Informazioni Istituzionale e Open Government e realizzate dalla società Media Technologies SRL. Il sito è raggiungibile da qualsiasi dispositivo, che sia tablet, computer o smartphone, e tramite esso si può contattare la sala operativa. Il nuovo sito della Polizia Locale di Trieste rappresenta il primo step di una serie di innovazioni che verranno introdotte e che puntano all'utilizzo in via sperimentale di intelligenza artificiale per migliorare la comunicazione con il cittadino. Già adesso la sezione delle FAQ dà la possibilità di avere delle risposte immediate alle domande più frequenti, più tipiche in tantissimi campi, e questo è un primo ausilio. Sulla base di questo, di altre elaborazioni, delle richieste che arrivano dalla sala operativa piuttosto del nostro ufficio relazioni esterne, si cercherà di arrivare a un assistente virtuale che possa condurre nel dato giusto richiesto dal cittadino il modulo, il dato, l'informazione, oppure alla richiesta direttamente a un operatore. Quindi il primo passo sarà cercare di arrivare a un assistente virtuale nei prossimi mesi.
Allora, adesso ci occupiamo della cabinovia o ovovia, l'ovovia divide Piazza Oberdan, possiamo vederlo sul quotidiano, poi riprenderemo il nostro servizio. Allora, l'ovovia divide Piazza Oberdan, scontro sulle emissioni di CO2. L'assessore all'ambiente Scoccimarro dice dalle opposizioni approccio ideologico, il comitato contrario sovrastimate le previsioni del comune, opera da non fare, l'audizione in consiglio regionale. Quindi esposta la valutazione di incidenza durante i lavori in commissione con i soggetti coinvolti. C'è stata anche qualche scintilla, l'abbiamo detto anche noi ieri, ecco l'arroganza del municipio, di Piazza se ne va, i cittadini sono indignati, ha detto Elena Deklic, una dei residenti, appunto l'esponente del comitato dei residenti. A quel punto si è alzato il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli, Presidente, mi sembra che si stiano trapassando i limiti, il sindaco di Piazza ha lasciato l'aula dicendo l'arrogante va via, insomma c'è stato un po' un parapiglia, ma tutta la seduta è stata piuttosto tesa con scambi vivaci di battute e di accuse. Allora rivediamo insieme la cronaca insomma di questa lunga mattinata dedicata proprio alla cabinovia. Assessore, ascoltasse quando dice. Posizioni distanti e inconciliabili e scintille in aula sul progetto della cabinovia. Protagonisti da un lato il comune con in testa il sindaco di Piazza, dall'altro il comitato Novo Via. Teatro dell'aspro dibattito l'aula del Consiglio regionale in occasione delle audizioni sul piano in quarta commissione. Il sindaco ha ribadito la volontà di realizzare l'opera, ritenuta una grande opportunità per la città, e ha poi abbandonato l'aula dopo l'intervento di una portavoce dei residenti che aveva definito arrogante l'amministrazione comunale. A Trieste è un problema politico, cioè siccome lo fa il centrodestra, allora il centrosinistra deve dire no, è una grande opportunità per la nostra città. Pensiamo alla penetrazione da nord, cosa succede ogni mattina, mettetevi un giorno, fatemi la cortesia, andate in via commerciale e rendetevi conto, andate in strada del Friuli, ma pensate a portare i turisti in Carso che arriveranno in Portovecchio, ma non so, mi sembra di essere normale, insomma. Loro mi hanno detto che sono arrogante, vabbè, vuol dire che sono arrogante, difatti vado via. A illustrare il progetto nel dettaglio è stato l'ingegnere del Comune di Trieste Giulio Bernetti, che dopo la chiusura favorevole della procedura ambientale e la possibilità di approvare la variante in Consiglio Comunale ha auspicato il via al cantiere entro la fine dell'anno. Poi per il comitato Novo Via ha parlato l'architetto urbanista Gabriella Robba. È legittimo perché viola delle leggi regionali, nazionali ed europee che impongono protezione dei siti Natura 2000. Quindi è stata forzata una dichiarazione di beneficio ambientale dovuto a una riduzione del CO2 che si basa su dei conti anche matematici sbagliati, quindi di natura proprio scientifica e tecnica. Difendendo l'opera e il lavoro degli uffici regionali, l'assessore alla difesa dell'ambiente Scoccimarro ha parlato di strumentalizzazione politica e di posizioni ideologiche. La Regione è qui soltanto per dare un parere tecnico, 4 direzioni, dirigenti ad altissimo livello che lavorano qua da 20 anni, anche con la giunta precedente di sinistra, quindi voglio dire, o contestiamo che questi dirigenti apicali sono in malafede e quindi si va in Procura della Repubblica, oppure ci fidiamo delle documentazioni tecniche. Giulia Massolino, il Patto per l'Autonomia, prima firmataria della richiesta di audizioni, ha definito la convocazione tardiva una mancanza di rispetto nei confronti della cittadinanza e del Consiglio. Sono 4 mesi che aspettiamo questa audizione, l'abbiamo richiesta il 20 febbraio e si sarebbe dovuta tenere entro l'8 marzo. Arriviamo quindi ora con una vinca già approvata dalla Regione, cosa che secondo noi non sarebbe stata da fare, considerando che anche il TAR ha dato ragione al Comitato sul fatto che le alternative all'Ovovia non siano state attentamente valutate. Anche oggi stanno emergendo appunto tutti i dati di natura tecnica sul perché questo progetto è inutile, impattante e insostenibile. Allora, le 3 notizie che troviamo oggi sul Piccolo: l'addio della vela a Miro Cernas, padre fondatore della Barcolana, l'ex direttore mare della regata, stroncato da una malattia fulminante. Sabato ci sarà il funerale. Poi ancora il servizio per quasi 10.000 anziani e disabili, pannoloni e scorte in ritardo, la SUGI fa partire 2 diffide. Quest'anno 238 segnalazioni ricevute da utenti per le lentezze nella distribuzione.
penale inflitta dall'azienda sanitaria alla Santex, che punta a risolvere il problema. La procedura, ausili assorbenti, come fare domanda per riceverli a casa. Controlli con l'alcol test, 5 patenti ritirate più 4 denunciati. Gli accertamenti dei carabinieri, ancora accertamenti delle forze dell'ordine su chi si mette la guida in condizioni di alterazione alcolica o altre sostanze. Anche noi abbiamo realizzato ieri un servizio su questo bilancio del fine settimana passato. Vediamo. Sono 4 le persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza nel corso dei controlli alla circolazione stradale operati dai carabinieri della compagnia di Aurisina per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall'abuso di alcol prima di mettersi al volante. Con l'impiego dei militari delle stazioni di Ville Opicina e Barcola, coadiuvati dall'aliquota radiomobile, nello scorso fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli stradali per accertare l'eventuale abuso di alcolici. 5 le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per 4 persone è scattata la denuncia penale all'autorità giudiziaria, in quanto il tasso alcolemico è risultato oltre la soglia di 0,8 grammi per litro, mentre per un automobilista si è trattato di una sanzione amministrativa, in quanto il risultato è stato tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Si tratta di persone residenti a Trieste provincia, dell'età di 25, 26, 28, 35 e 57 anni. Per tutti e 5 si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. Allora, ancora una notizia, un soccorso anche in Val Rosandra, 80enne ipovedente si frattura la gamba sul sentiero della Salvia, possiamo vederlo sul piccolo. Ieri mattina un 80enne è caduta mentre passeggiava lungo il sentiero della Salvia e si è fratturata una gamba, poi c'è stato un altro intervento, invece un soccorso, sempre del soccorso alpino, ieri in Val Rosandra. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta alle 7:34 qui a Sveglia Trieste. Allora andiamo avanti con la lettura dei giornali, diamo uno sguardo a quelli che sono stati i risultati delle amministrative in Italia e i ballottaggi con il Corriere della Sera. Allora vediamo qui le elezioni comunali, tutto l'approfondimento da Bari a Perugia, al centrosinistra la sfida dei ballottaggi per 7-5. Il centrodestra vince a Lecce, Rovigo, l'affluenza crolla al 47,7%. L'abbiamo visto un po' in tutte le prime pagine dei quotidiani. La Roccaforte PD resiste, Funaro la prima sindaca a Palazzo Vecchio, si parla di Firenze. Per Schmidt possibile incarico al Ministero, Nardella qui non si passa, lo sconfitto e l'ironia di De Luca, ruolo al museo di Capodimonte. Ancora andiamo a vedere sempre sul Corriere della Sera, centrodestra, la delusione e i timori, preoccupa il risultato in 3 regioni prossime al voto, la Russa, il doppio turno, aumenta l'astensione e va cambiato. Non capisco l'entusiasmo a sinistra, abbiamo strappato più città a loro, dice Giovanni Donzelli, noi solidi, poi ci sono i singoli casi, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere ancora in casa PD, Schlein si rafforza, ho messo la mia faccia contro le falsità, la segretaria è soddisfatta soprattutto per Bari, messaggio a Meloni, bocciano la destra di governo. Ancora sempre sul Corriere della Sera, dopo superate le varie pagine pubblicitarie, l'erede di De Caro supera il 70%, la città non vuole tornare indietro, Leccese ringrazia il candidato 5 Stelle fuori al primo turno. Alle urne soltanto il 37% degli elettori, lo sconfitto, la politica deve interrogarsi, qui siamo a Bari. Le elezioni comunali, una psicologa riconquista Perugia, di nuovo rossa, dopo 10 anni la vittoria di Ferdinandi, la prima di una donna, abbiamo fatto un miracolo, una veloce carrellata, la terza volta di Poli Bortone, a Lecce vittoria per 646 voti, la candidata del centrodestra, stavo giocando a burraco quando me l'hanno detto.
detto, insomma c'è anche un po' di colore naturalmente in tutti questi articoli. L'Italia a Bruxelles, Orbán vede Meloni, i punti di intesa e le distanze su Kiev, il faccia a faccia a Roma alla vigilia della partita sulle nomine europee, escluso l'ingresso nell'ECR, le affinità su migranti, demografia e difesa. Questo è l'incontro appunto con la Premier Meloni. PNRR, il governo prepara le carte per la sesta rata, noi i primi, la richiesta pronta entro la settimana. Ancora, sempre sul Corriere della Sera, la trattativa in primo piano in Europa, von der Leyen in bilico tra Verdi e Fratelli d'Italia, alla ricerca dei voti per la conferma, i nuovi ingressi tra i Green che salgono a 53 e le condizioni per l'appoggio, qui alcuni protagonisti in ballo. L'Europa è a un bivio, la crescita per accelerare serve un mercato unico dei capitali. L'ex premier Enrico Letta, finanza ed economia reale sono strettamente legate, dice in questo libro, molto più di un mercato. Ancora, la Russia minaccia gli USA dopo l'attacco in Crimea, ci saranno conseguenze, convocata l'ambasciatrice a Mosca, siete responsabili quanto Kiev. Qui ci si dà conto appunto del prosieguo della guerra, i rampolli e la caccia agli infedeli, in Dagestan i morti salgono a 20, gli islamisti erano figli di un politico putiniano di ferro, lo zar per ora tace. Ancora sempre sul Corriere della Sera, invece l'altra guerra, Netanyahu, ora truppe verso il Libano, il premier israeliano, la fase più intensa a Gaza sta finendo, l'ira dei parenti degli ostaggi in mano ad Hamas. Trump ha deciso, scelto il vice, corsa a 4 più qualche outsider, l'ex presidente temporeggia sull'annuncio per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre nel Regno Unito scommesse sulle elezioni, l'ultimo scandalo dei Tory, Sunak è di nuovo nel ciclone, tra gli indagati c'è anche un fedelissimo del primo ministro. Allora torniamo sul Piccolo di Trieste per vedere invece la storia che abbiamo intravisto in prima pagina sulla stazione abbandonata, Aurisina, sbarrati biglietteria e bunker, nell'antica stazione il tempo si è fermato, costruita nel 1857, la prima in Friuli Venezia Giulia, è chiusa da tempo, i vagoni che passano sui binari sono rimasti unicamente treni merci, sui muri appesi gli orari di partenza e arrivo, ma sono posticci scritti col gessetto a beneficio dei film. Il signor Gualtiero, che è l'ex capostazione, un tempo vive ancora all'interno, era viva, c'erano anche bar e cinema, racconta. Vediamo anche a San Dorigo della Valle, si è insediata la nuova giunta Coretti, Coretti in aula si commuove, ora chiedo l'aiuto di tutti. Dopo il giuramento in sloveno e in italiano, il sindaco di San Dorigo della Valle invita a un brindisi municipio, consiglieri e dipendenti. C'è molto da fare, dice, e qui ci sono anche gli altri protagonisti della competizione elettorale a San Dorigo. A Muggia invece, commissione pari opportunità, c'è la ratifica del nuovo assetto. Questo accade appunto nel comune di Muggia e ne parleremo sicuramente con il nostro primo ospite, che sarà il consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Bussani. Andiamo ancora alle notizie della cronaca, si parla ancora della morte di Ayoub, fascicolo archiviato, resta il degrado del Porto Vecchio, nessuna indagine sull'annegamento del ragazzo marocchino, hangar frequentati da gruppi di giovani, il provvedimento della procura, quindi nessuna indagine, niente autopsia, la procura di Trieste intende archiviare il caso sulla morte del 24enne marocchino Ayoub Laklak, allegato nello specchio d'acqua antistante i moli terzo e quarto del Porto Vecchio. Il PM Andrea Laganga, che aveva aperto un fascicolo subito dopo la scomparsa del giovane, evidentemente ritiene che non ci siano ipotesi di reato attribuibili a terzi. 21enne accusato di violenza sessuale, rinvio a giudizio. Il GUP Dainotti ha rinviato a giudizio un 21enne triestino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne, secondo quanto emerso dalla denuncia della vittima, fin qui presunta ed è
successivi accertamenti giudiziari il giovane avrebbe molestato la ragazzina con palpeggiamenti e altre attenzioni che la diretta interessata rifiutava. Il fatto si sarebbe verificato tra settembre e ottobre del 22 all'interno dell'abitazione del 21enne. Raffiche di bora fino a 98 km/h, disagi in porto, mucillagini rimescolate, l'impegno di Capitaneria e Vigili del Fuoco, ma il vento è destinato a crollare, quindi la bora ieri ha sfiorato i 100 km/h raggiungendo quota 98 alle 8 del mattino. Rivediamo insieme il nostro servizio. Soffia bora sostenuta a Trieste con raffiche fino a quasi 100 km all'ora. I meteorologi dell'ARPA lo avevano previsto. Nell'ambito di una depressione che interessa l'Italia fluiscono correnti di bora al suolo sull'Alto Adriatico, mentre in quota sulla regione prevale un afflusso da sud-est più umido, specie verso le Alpi. Da ieri sera la bora è dunque diventata a mano più intensa e invece prevista in calo a partire da domani. E se da un lato il vento ha spazzato via gran parte delle mucillagini che invadevano l'area costiera, dall'altro, a causa delle forti raffiche che ancora sferzano la città, sono oltre una cinquantina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dalla mezzanotte di oggi. La centrale è stata contattata dai cittadini per diversi problemi, tra cui alberi e serramenti pericolanti, intonaci caduti e altro. Il vento sostenuto, con raffiche oltre i 100 km/h, ha portato l'amministrazione comunale a chiudere preventivamente i giardini pubblici. Si valuteranno successivamente le condizioni per la riapertura eventuale di domani. Sono dunque chiusi al momento il giardino pubblico, il Parco di Altura, il giardino Basevi e quelli di via Catullo, via Mascagni, via San Michele, villa Engelman e villa Revoltella, con accesso garantito alla chiesa. Rimane aperto il giardino di villa Sartorio per lo svolgimento delle attività lavorative negli edifici. Torniamo alle cronache, vediamo ancora sul piccolo però le pagine regionali. Lutto cittadino a Premariacco, i parenti frenano sulla statua, si parla della tragedia sul Natisone. Domenica a Premariacco era stato il giorno del dolore con le campane a morto dedicate a Christian Kasian Molnar, il 25enne rumeno trovato in fondo a una forra del Natisone dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo 23 giorni di ricerche. Ieri quello delle bandiere a mezz'asta e del lutto cittadino in memoria sua e delle altre due ragazze, la fidanzata Bianca Doros di 23 anni e la loro amica Patrizia Cormos 21, che la piena del fiume aveva travolto lo scorso 31 maggio quando l'acqua era all'improvviso salita, isolandoli sull'unico spuntone di ghiaia rimasta sotto i loro piedi, mentre scattavano foto sulla spiaggetta sotto il ponte romano. Cartelli bilingui sulle strade, in Istria parte l'operazione, studio da 50.000 euro, poi interventi da 150.000. Entro l'estate la sostituzione di 300 installazioni, su quelle nuove compariranno le scritte in italiano. Queste le novità per quanto riguarda l'Istria, la svolta da Umago a Parenzo, da Cittànova a Rovigno, la decisione presa dalla Regione. Vediamo ancora, sempre sulle pagine del piccolo, qui siamo sull'edizione di Gorizia e Monfalcone. Allora andiamo a vedere le notizie dalla città. Dunque, via all'affidamento dei campi sportivi, si parla di Gorizia, le società premiate con più risorse, Pro Gorizia, Juventina e Azzurra gestiranno 4 impianti. I rimborsi salgono di 27.400 euro rispetto agli anni passati. E poi ancora, in primo piano, paura al caffè teatro, un ombrellone del bar travolge una donna. Forte raffica di vento finisce per ribaltare la copertura di sedie e tavolini, cosciente è stata portata in ospedale, incredulo il gestore del locale, successo in mattinata ieri a Gorizia. L'ambulante è scossa, ci siamo spaventati, perdeva tanto sangue e poi la prima soccorritrice ha temuto il peggio ma è rimasta cosciente fortunatamente questa signora che è stata colpita dall'ombrellone. Andiamo alla pagina di Monfalcone invece, scorrendo molto rapidamente. Eccola qui, cause con i centri islamici, record di spese legali, l'opposizione all'attacco. La sinistra, mai così elevate le risorse del comune destinate ai contenziosi. Cisint, sono le associazioni ad aver fatto ricorso contro le nostre ordinanze. Superata la soglia dei 100.000 euro per le spese legali nel primo semestre dell'anno, l'opposizione suggerisce all'amministrazione una diversa strategia per gestire la comunità islamica.
islamica, la mediazione, ma il comune non si fa fare le pulci, sono stati i centri gestiti dai sodalizi musulmani a promuovere ricorso alle nostre ordinanze, avrebbero forse voluto che non esercitassimo il legittimo diritto di difesa? Questa è la domanda, insomma, dell'amministrazione guidata dal sindaco Cisint, che ora avrà il ruolo di prosindaco, come aveva già detto ai nostri microfoni. Slitta a luglio l'ultimo consiglio con il sindaco ancora in carica, in attesa che il timone passi al facente funzioni Garritani. L'approvazione delle tariffe Tari ha ottenuto 20 giorni di proroga. Se si fosse tenuto entro questo mese l'avrebbe presieduto Saullo per l'assenza di Del Pizzo, che nella nuova data invece ci sarà. Il numero verde non fa presa, troppi accessi all'ospedale, nei weekend il 25-30% si presenta ammettendo di non conoscere il nuovo servizio. Si parla dell'ospedale di Monfalcone, problema sentito pure a Gorizia. L'altra sera una persona ha dato in escandescenza, un debutto tra alti e bassi nell'Isontino per il numero verde operativo H24 e dedicato all'attivazione delle cure mediche nei casi non urgenti, l'ex guardia medica per capirsi. E se venerdì notte l'apice dell'insofferenza si è materializzato in un calcio purtroppo ben assestato a una porta dell'ospedale di Gorizia, lo vediamo qui in questa fotografia sul piccolo, che l'ha mandata in frantumi facendo accorrere una volante della polizia, i problemi maggiori, a detta di Asugi, si sono senza dubbio palesati al San Polo, quindi di Monfalcone, dove le persone continuano a rivolgersi come se questa novità, in vigore peraltro dal 10 giugno, non fosse mai filtrata, quindi c'è una partenza un po' in salita di questa novità. Ladri in via Sant'Ambrogio, sempre a Monfalcone, un giovane uscito senza pagare la maglia. Poi ancora, dopo Marina Iulia, pulizie anche in Carso, la proposta dell'assessore Cauci dopo il sabato con Plastic Free. Ancora andiamo a vedere invece Ronchi, il futuro dell'ex CIM fa discutere Ronchi, no anche da Fratelli d'Italia all'alienazione, raccolga la storia locale delle associazioni, Barone rilancia il Museo della Resistenza. Andiamo ancora nell'edizione di Trieste, nella pagina delle culture, eccola qui, allegria con Cirque du Soleil, la compagnia di circo più famosa al mondo a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio del 2025. Prima volta nel Triveneto sotto un tendone alto 19 metri per 2500 spettatori a replica, e lo spettacolo è stato annunciato ieri in regione insieme anche al Teatro Rossetti. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Il circo, si sa, è il più grande spettacolo del mondo. Il Cirque du Soleil arriva a Trieste per un mese intero, dal 13 giugno al 13 luglio del prossimo anno, con Allegria in a New Light, uno fra i più imponenti spettacoli mai andati in scena in Friuli Venezia Giulia. La compagnia celebra il suo 40° anniversario annunciando proprio a Trieste, unica nuova piazza, le tappe italiane, le altre sono Roma e Milano, del suo nuovo tour internazionale. L'annuncio in una conferenza stampa nel Palazzo della Regione a Trieste col presidente Fedriga, l'assessore al turismo Bini, il vice sindaco Tonella e il presidente del Teatro Stabile Grambassi. Qui si aggiungeranno molti altri eventi che stiamo costruendo sempre in vista di Gorizia 2025, ma che coinvolgeranno tutta la regione. Questo è un esempio. Il Circo Soleil a Trieste rappresenta ovviamente un evento di carattere internazionale. Siamo l'unica nuova tappa internazionale inserita nel Tour 2025. Siamo davvero entusiasti di annunciare la tappa del Cirque qui a Trieste, uno spettacolo che allinea Trieste con le grandi capitali internazionali e grandi città che hanno ospitato in passato questo meraviglioso spettacolo. Siamo entusiasti così di affrontare questa operazione, che per noi sarà molto impegnativa sotto tanti punti di vista, però così la gioia di poter portare per la prima volta in Triveneto il più grande spettacolo del mondo naturalmente ci farà sorpassare tutte le difficoltà.
vista. Allegria in a New Light è la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 94, acclamato in tutto il mondo, che vede al lavoro un cast internazionale di 54 tra acrobati, clown, musicisti e cantanti. Allegria in a New Light è stato ricreato partendo appunto da Allegria per il 25esimo anniversario dello spettacolo nel 2019 e l'idea è quella di reinventare, reimmaginare gli spettacoli più iconici del Cirque du Soleil e tutti gli aspetti che vi aspettate insomma da Cirque du Soleil ci sono queste creazioni incredibili, c'è tutto. Vi porteremo in un viaggio ancora più incredibile che finirà con questo trapezio volante, sarà una delle poche occasioni che avrete per vedere questa cosa dal vivo. Questo è dunque il lancio dello spettacolo. Allora andiamo anche a vedere la pagina di Trieste prima, molto velocemente si parla anche qui del Cirque du Soleil, arriva a Trieste, l'unica nuova tappa italiana, poi anche la notizia che abbiamo già letto sul piccolo massaggiatore accusato di molestie sessuali, la Corte d'Appello diminuisce di 1 anno la pena, no, questo in realtà si tratta di un altro caso appunto risalente al dicembre del 21 e poi violenza sulle donne, un quadro all'asta in favore del Goap, animata dagli interventi di vari artisti. L'asta non convenzionale si è svolta all'interno dello storico negozio Florit. Anche noi abbiamo realizzato un servizio ieri su questa asta benefica a favore appunto del Goap, del centro antiviolenza appunto contro le donne. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Il titolo del quadro di Arturo D'Ascanio è un titolo molto simbolico, Donna Libera, che è quello che noi facciamo al centro. Noi sosteniamo le donne nel loro percorso d'uscita, le sosteniamo in tutto l'iter, possiamo garantire a loro protezione, ospitalità nel momento di maggior rischio e poi le accompagniamo in tutte le fasi delicate di questo percorso. Con una donazione di 800 euro a beneficio del centro antiviolenza Goap e ricavati dalla vendita all'asta del quadro dell'artista Arturo D'Ascanio si chiude il cerchio del progetto Donna Libera, volto a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Ci permette di garantire la gratuità di tutti i servizi che offriamo alle donne. Insieme ai fondi che riceviamo dalla Regione e dal Comune di Trieste, sicuramente questi momenti di sensibilizzazione e di raccolta fondi che arrivano dai privati ci aiutano nelle nostre attività. La chiusura di un cerchio è intesa appunto da un pensiero elaborato nel tempo e è voluto nella realizzazione con uno stravolgimento anche di ciò che è la mia arte generale, non più donne di spalle ma il volto di una donna che guarda il cielo come segno di ispirazione, come segno di libertà. Aggiungo che l'opera comprende anche l'aggiunta di un lavoro extra, un orecchino di colore rosso realizzato con la tecnica del macramè e con un filo americano e l'artista in questione si chiama Alessandra Rodda. Questa è un'iniziativa lodevole perché affronta attraverso l'arte e la disponibilità di Arturo D'Ascanio la possibilità per il Goa di anche ribadire quello che oggi è un messaggio che può darsi che non sia un allarme tragico, però che deve farci preoccupare per quello che sono delle situazioni che purtroppo sono frequenti, soprattutto nella nostra nazione, per non parlare di altri. Allora andiamo ancora a vedere le pagine del piccolo, qui siamo sulla pagina sportiva, abbiamo già letto insomma delle cronache della nostra nazionale di calcio, qui c'è un approfondimento invece sul basket che è tornato in Serie A1. Cristian, grande gruppo, ho ascoltato e imparato il bilancio del tecnico, le critiche mi hanno fatto male, solo quelle ai giocatori, tra noi sempre fiducia e da questo ripartiremo. Torniamo ancora sempre sul piccolo.
Piccolo, a vedere ancora nell'edizione di Trieste la città blindata per i prossimi appuntamenti importanti. Abbiamo visto in 10 giorni G7, Mattarella e Papa, città blindata tra ordinanze e divieti. Si inizia giovedì con l'arrivo del ministro Valditara, limitazioni al traffico e rive chiuse venerdì e sabato. Dal 3 al 7 luglio poi la settimana dei cattolici, via tutti i Deor per il Presidente della Repubblica e il Pontefice. E noi ieri abbiamo parlato del primo di questi appuntamenti del G7 Istruzione con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che abbiamo intervistato a margine della presentazione dello spettacolo che ci sarà il prossimo anno del Cirque du Soleil. Allora, vediamo se riusciamo a riproporvi appunto l'intervista e la breve dichiarazione, insomma, del Presidente Fedriga proprio sull'arrivo del G7 Istruzione a Trieste. Arriva il G7 qui a Trieste, una parola appunto su questo importante appuntamento. Sì, abbiamo in realtà il G7, la settimana successiva abbiamo la settimana sociale della CEI con il Santo Padre, con il Presidente della Repubblica che arriveranno. Questa settimana appunto i ministri G7, un evento ovviamente di importanza internazionale. Io penso poi che sia tra i più importanti G7 tematici, perché l'istruzione e la formazione è la sfida del futuro, cioè la parte della formazione rispetto anche alle nuove tecnologie che sono a disposizione, la carenza, pensiamo nei paesi G7 in Europa che ci sono di personale, è una delle grandi sfide per lo sviluppo mondiale e globale. Quindi penso che veramente avrà una grande attenzione e avremo necessità di creare delle strade condivise per affrontare le sfide e tramutarle in opportunità. Allora, torniamo per qualche istante ancora a leggere il giornale. Siamo ancora sul Piccolo con l'intervento di Mauro Giacca al microscopio, la rubrica consueta che approfondisce i temi della scienza. Cuori, reni e fegati trapiantati da maiali, nuove prospettive per la medicina. Di questo ci parla oggi Mauro Giacca. È recente la notizia del primo paziente nella storia a essere stato trapiantato con un fegato a 71 anni e per ora sta bene. Medicina eroica, l'accelerazione degli xenotrapianti fa impressione e forse anche un po' di inquietudine. Questo è l'atteggiamento, insomma, dello scienziato d'origine calabrese. Qui vediamo la scienziata approdata a Trieste, Roberta Tripodi, per lavorare nei tanti enti scientifici che studiano invece le stelle. Vediamo qui appunto nelle pagine proprio della scienza, Roberta osserva le galassie con i buchi neri super massicci, il personaggio raccontato oggi sempre su Pianeta Scienza, delle pagine del Piccolo. Ancora sempre per quanto riguarda le pagine del Piccolo, ma gli equilibri internazionali, si parla ancora della guerra in Ucraina. A Kiev munizioni per 800 milioni prodotte in Serbia, inviate in Ucraina dopo la vendita da altri paesi come gli USA. Vučić, cosa ne fanno e affar loro, dice. Tensione con Mosca. Ancora vediamo sempre nell'ambito della guerra, Dagestan, l'abbiamo già visto sul Corriere della Sera, l'ombra dell'ISIS, cresce il numero delle vittime, la strage, almeno 15 poliziotti uccisi, in gran parte di fede musulmana, 5 civili tra i quali un prete ortodosso a cui è stata tagliata barbaramente la gola. E poi il conflitto in Medio Oriente, Hamas quasi smantellata, l'annuncio dell'IDF a Rafah. Il segretario di Stato Blinken insiste con Gallant sulla necessità di un piano per il dopoguerra che non preveda un controllo militare a Gaza. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, Francesco Bussani, consigliere comunale a Muggia. Fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste, sono le 8.06, abbiamo in studio Francesco Bussani, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Muggia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti voi. Grazie di essere qui. Allora, adesso parleremo sicuramente molto delle questioni di Muggia. Volevo solo leggere rapidamente la mail che è arrivata da parte di Nevio che parla dell'Ovovia. Buongiorno Sveglia Trieste, il sindaco pensi ad amministrare la città che è piena di buche invece di
pensare di costruire quel mostro dell'Ovovia. Insomma, è nettamente contrario il signor Nevio a questa realizzazione. Ne abbiamo parlato molto nella giornata di ieri con questa audizione appunto in Consiglio regionale proprio su questo tema, con anche i comitati insomma, che si oppongono alla realizzazione dell'opera. Invece a Muggia avete il tema della galleria, no? Che forse col quale si può fare un po' il parallelo con la costruzione della cabinovia qui a Trieste. Voi dell'opposizione appunto siete vigili sulla realizzazione di questo raddoppio, insomma allargamento della galleria che attraversa Muggia. Sì, il problema credo sia più che altro il raddoppio della galleria, perché che su quella galleria bisogna intervenire credo non sia opinabile, è un dato oggettivo, è una struttura che è vetusta già da qualche anno che però per essere sistemata necessita di ingenti risorse che un comune in autonomia non riuscirebbe mai ad erogare, ed ecco ben venga il contributo regionale. Il problema è cosa poi si va a fare con questo contributo regionale. Cioè, il fatto di raddoppiare la galleria comporterà uno stravolgimento per la vita di tanti e tanti muggesani, non necessariamente solo quelli che vivono nell'area immediatamente limitrofa, ma tutti quelli che percorrono il centro cittadino. Insomma, via Roma diventerà una strada a tutti gli effetti molto trafficata. E il paragone con l'Ovovia può starci, nel senso che si va a creare un'opera esagerata quando si sarebbe potuto gestire già l'esistente. Cioè, abbiamo un tram, si poteva pensare di potenziare il tram a Trieste, abbiamo una galleria da rifare, da sistemare, si poteva sistemare la galleria esistente senza andare a buttare giù case, perché adesso le ultime informazioni parlano dell'abbattimento comunque di una casa, della casa Catai, cosiddetta, quella che sta sull'angolo tra via Roma e Corso Puccini, per un'opera che non so quanti benefici porterà, nel senso, quando è stata presentata si diceva così andiamo a pedonalizzare il centro storico. Allora idealmente questa è una buona idea, perché se noi guardiamo tutta la fascia costiera dell'Istria ci rendiamo conto che la pedonalizzazione del centro è stata portata avanti praticamente ovunque, però Muggia ha una conformazione particolare. Nel senso che all'interno del centro storico comunque sussistono tutta una serie di attività commerciali o ristoranti, pubblici esercizi, che comunque necessiteranno del passaggio di mezzi durante la giornata. Quindi un centro storico chiuso al traffico non lo avremo, anche perché abbiamo il molo con i diportisti e la gente dovrà poter accedere alle barche, quindi comunque un traffico verrà mantenuto. Ed ecco che tutto sommato considerare, io dico solo questo, almeno considerare l'ipotesi presentata a suo tempo dal Comitato Noghere, questa famosa opzione zero, è una cosa di buon senso. Cioè loro dicevano, attraverso questa mozione che poi naturalmente è stata bocciata come da tradizione, loro chiedevano proviamo a fare una sperimentazione, adesso comincia l'estate che è il mese più caldo, chiudiamo il centro storico con un sistema diverso, cioè Pilomat o anche delle banali transenne in determinate fasce orarie, valutiamo i flussi di traffico, vediamo effettivamente quali sono i benefici, ma chiudiamo il centro storico quando c'è bisogno e quando si può trarre un beneficio dalla chiusura del centro storico. Per capirci, in febbraio alle 6 di avere un centro storico chiuso non interessa, non è significativo e non comporterà nessun beneficio per alcuno. Farlo nei mesi estivi ha un senso, ma già le amministrazioni precedenti, tra cui anche quella di cui ho fatto parte, in determinate serate, in determinati periodi dell'anno chiudeva il centro storico nelle sere in cui c'era più accesso di turisti, di persone in movimento comunque per il centro. Senza calcolare poi che il fatto che via Roma veda il ripristino del doppio senso a tutti gli effetti comporta il fatto
che io non so se in realtà il traffico andrà a diventare più fluido come promettono, perché non dobbiamo dimenticare che per la conformazione che Mu già ha, via Roma di fatto è una cesura a metà della città, taglia la città in due. Da una parte abbiamo tutta la parte abitata del centro storico con la piazza, la chiesa, i moli, i ristoranti e i bar, dall'altra noi abbiamo tutto il resto. Le scuole, le farmacie, la banca, le banche, anzi la posta, i supermercati. Quindi c'è un flusso continuo di persone che si muove da nord a sud, okay? E viceversa. Se noi andiamo in qualche modo a aumentare il traffico veicolare, necessariamente andrà garantito il mantenimento degli attraversamenti pedonali, perché queste persone continueranno a muoversi piaccia comunque, o non piaccia, ma per necessità, non per scelta. Di conseguenza, come si andranno a gestire questi attraversamenti pedonali? Al momento sono 5, è stato detto si metteranno i semafori a chiamata, d'accordo, ma allora vorrà dire nuovamente paralizzare il traffico, cioè non andremo a risolvere in realtà il problema, quando il mantenimento appesantirebbe insomma, il traffico. Un senso unico, io dico, anche mantenuto all'interno del porticciolo, e attenzione, io vivo in centro storico e un centro storico pedonale a me personalmente andrebbe benissimo, però bene, no? Questo non vuol dire che io non sia anche un amministratore pubblico e di conseguenza non possa guardare solo a quel che fa comodo a me, ma a quel che gli interessa per la città. Allora io dico, manteniamo il traffico per il centro storico, magari mantenendo le limitazioni di peso che ci sono attualmente, per cui certi mezzi non potranno entrare, però ecco che ad esempio la Trieste Trasporti si può chiedere di disporre in strada dei mezzi più piccoli, ce ne sono già. La risposta del sindaco è stata che non esistono più ditte che fanno mezzi piccoli. Allora io mi chiedo se vogliamo prendere in giro i cittadini, vivere in una grotta, oppure se abbiamo il coraggio di dire no, perché per questo motivo, ma non dire perché non esistono più ditte che fanno bus piccoli elettrici quando tutto il mondo si sta muovendo in quella direzione e chiunque guardi un telegiornale, un servizio in televisione di queste cose sente parlare quotidianamente. Ecco. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Boccarella, buongiorno anche al suo ospite. Buongiorno a lei. Io sono Maurizio. Niente, io ho anche inviato una mail ieri sera ancora, e niente, io volevo interrompere un po' che voi parlate di per questa città, non è Muggia, non influisce, però è una cosa talmente triste. Allora io voglio riparlare, perché non se ne parla più, di questa cosa che a partire da quell'incidente al bracciante indiano Singh, no? Satnam Singh, che è morto in Lazio per il caporalato, il caporalato, ed è una cosa molto, come prendono pochissimi, tanto che mangiano, dormono dove trovano. Ma poi questo che scandalizza è che questa persona, il padre, era già indagato per questa questione del caporalato, non so come lasciano da 5 anni. Poi anche brevemente il segretario delle UIL, per quanto riguarda Bombardieri, per quanto riguarda gli incidenti, è un numero impressionante di incidenti, parla di istituire per questo reato di omicidio sul lavoro. So che questa città è piccola, comunque questo è un tema che io sento che se volete parlarne in studio. Va bene? Grazie Maurizio, grazie buona giornata. Torna insomma sulla tragedia del bracciante appunto morto nel Lazio per fare un po' il punto della situazione sugli incidenti sul lavoro, sulla possibilità di introdurre l'omicidio appunto, sul lavoro, questioni che vengono dibattute in questo momento. Poi quando succedono, no, questi fatti tutti ci accorgiamo di un fenomeno che purtroppo è sempre presente durante tutto l'anno, ha ragione il signor Maurizio su questo. No, assolutamente ha ragione il signor Maurizio, queste sono a mio avviso tragedie che urlano vendetta al cielo, nel senso che poi
accadono, si crea un caso, viene probabilmente perseguitato giustamente in maniera pesante, in questo caso il datore di lavoro, che non era nuovo a queste pratiche, però quel che secondo me è pazzesco è che in realtà quante realtà esistono in Italia nelle stesse condizioni di quella in cui è accaduto questo incidente, cioè quotidianamente, non solo, cioè in tutta la penisola io credo che esistano questi problemi di gestione di lavoratori che non hanno alcun diritto, che sono sottopagati, a cui spesso abbiamo letto in questi giorni vengono anche tolti i documenti in modo che non possano in qualche modo cercare un riscatto altrove, ma io non sono giovanissimo, ma però ricordo negli ultimi 20 anni quante volte abbiamo letto sul giornale, ma in questo caso è stato un incidente. Abbiamo avuto anche casi di persone disperate che sono state uccise e abbandonate sul ciglio di qualche strada proprio perché chiedevano e rivendicavano diritti e garanzie per loro e per le loro famiglie. Poi questo davvero è un fenomeno squisitamente italiano, cioè ripeto, ne sentiamo parlare da anni, ma nessuno è in grado di dare una soluzione, anche perché poi in realtà è anche sulle spalle di queste persone che in qualche modo, ahimè, si costruisce il nostro stile di vita, per cui se noi vogliamo andare a un supermercato e trovare dei prodotti a dei prezzi bassi, ragionevoli, in un'ottica di un consumo sfrenato come quella che stiamo avendo tutti, me incluso, non mi chiamo fuori, per cui magari alla fine della settimana ci accorgiamo che 10 prodotti dal nostro frigo li buttiamo via perché sono scaduti, perché ormai non ci facciamo più attenzione, perché per quanto ci siano stati dei forti rincari su quella che poi è la spesa di tutte le famiglie, però ecco, io ricordo le storie che mi raccontavano i miei nonni di quando si scarseggiava, cioè il cibo scarseggiava ed era difficile mangiare carne più di tot volte al mese. Adesso non è così, però ecco, questo è il lato oscuro del consumismo sfrenato e dei prezzi bassi in cui viviamo, che per l'amor del cielo non è un problema che avremo solo qua, però nel nostro paese è un malcostume che in qualche modo viene tollerato, si fa finta di non vedere e poi è veramente patetico vedere tutti che si scandalizzano quando accade l'episodio, quando in realtà probabilmente chissà quante centinaia se non migliaia di lavoratori vengono vessati ogni giorno, magari malmenati, picchiati, ricattati e nessuno sa niente, nessuno vede niente. Guardate, io proprio facendo un mero esercizio mentale inviterei a fare un controllo nel raggio di 5 km rispetto alla proprietà in cui è accaduto questo fattaccio e vorrei vedere se la situazione è tanto diversa rispetto a quella in cui purtroppo è morta questa persona. Andrebbe fatta una seria riflessione su quello che è il sistema produttivo di questo paese e su come viene regolamentato, ecco, perché ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone che vivono nell'ombra e sulle cui spalle noi indirettamente viviamo, per cui siamo tutti un po' colpevoli, me incluso, quando capitano queste cose perché le tolleriamo e per certi versi ci fanno anche comodo. Le sfruttiamo, no, in qualche modo nella nostra vita quotidiana quasi senza accorgercene. Allora, Francesco Bussani, lei ultimamente ha anche pungolato, possiamo dire così, il sindaco di Muggia, anche sui social con alcuni post, riguardo un altro tipo di malcostume, insomma, quello che definisce insomma, un malcostume, quello dell'uso del parcheggio delle macchine riservate al comune di Muggia con la macchina privata appunto del sindaco che viene parcheggiata regolarmente in questi stalli, no? E ha fatto emergere questa situazione. Sì, io in questo caso si è alzato un polverone su una cosa che veramente voleva essere una punzecchiata, però in realtà
è servito perché ha messo molto in chiaro il fatto che esistono diverse visioni rispetto a quello che uno può e non può fare. Mi spiego meglio. Io sono convinto, e adesso andrò poi a narrare rapidamente cosa è successo perché magari uno non ha seguito la polemica, io sono convinto che il sindaco nella sua visione del mondo, nella sua visione delle cose, sia convinto di essere nel giusto, perché lui è il sindaco e lui può. Ecco, nella mia visione del mondo questo non è. Le regole ci sono e le regole valgono per tutti e i benefici li lasciamo ad altre sfere che non devono essere quelle della politica, perché la politica se è arrivata a questo livello per cui i politici vengono disprezzati, insultati, visti male, è proprio anche a causa di questo malcostume. E quindi ironicamente ho detto, vedere queste cose capitare lascia molto a desiderare, soprattutto anche da parte di chi poi si propugna come difensore della legalità e del buon costume. Rapidamente, cosa accade? È accaduto che da mesi, direi quasi da 2 anni e mezzo, il sindaco abitualmente parcheggiava la sua macchina nei parcheggi riservati agli stalli riservati ai mezzi di proprietà del comune di Muggia. Ora, questa era già una cosa che nessuno aveva fatto in precedenza, perché quelli sono parcheggi per i mezzi comunali, quelli dei servizi sociali, degli operai, per capirci, della polizia locale, mezzi che si muovono sul territorio e necessitano di un parcheggio veloce per poter operare. Non c'è scritto da nessuna parte che mi risulti che il sindaco possa utilizzare quei parcheggi, però, e attenzione, e se un cittadino normale parcheggiasse anche per 10 minuti in uno di questi stalli si prende una multa. Difatti le segnalazioni, anzi perché ne sono arrivate più di qualcuna, sono arrivati proprio da cittadini che hanno chiesto ma come mai questo viene consentito, perché state zitti, perché dopo è sempre questo, perché noi poi veniamo anche spesso accusati delle peggio cose, ma il sindaco e la maggioranza dimenticano che spesso, se non la quasi totalità delle volte, le questioni, le domande anche scomode che portiamo avanti sono domande che facciamo per conto di altri, di persone che ci hanno eletto, che in qualche modo magari ci vogliono utilizzare come strumento per ottenere risposte o per ottenere qualcosa, e noi questo facciamo, è il nostro ruolo, lo fanno tutti, lo hanno fatto tutti prima di noi e si continuerà a farlo, così va il mondo. Però detto questo, a un certo punto si è alzata l'asticella, perché cosa è successo? È accaduto che una macchina, cioè la macchina, anzi perché una è, di rappresentanza del comune di Muggia, cioè quella che viene utilizzata dal sindaco o dagli assessori in caso debbano partecipare a qualche manifestazione pubblica o insomma una cosa ufficiale, questa macchina è sempre stata parcheggiata al coperto nel parcheggio di Caliterna. All'improvviso questa macchina è stata spostata all'esterno ed è apparsa in porticciolo, messa lì. Lo stallo all'interno di Caliterna era vuoto. È rimasto vuoto. Se non che per poi scoprire, non è vuoto tutto il giorno, ma viene utilizzato a bisogno dal sindaco. Quindi io, Francesco Bussani, residente in centro storico, pago un parcheggio a Caliterna, 70 euro al mese per la cronaca, i prezzi non sono altissimi rispetto ad altre zone. A Trieste, magari. C'è invece chi, beneficiando del proprio ruolo, arriva e lascia la macchina là, mentre la macchina di rappresentanza del comune è in strada a prendere pioggia, occupando un parcheggio che prima veniva utilizzato dalla polizia locale, dagli operai e altro, quindi c'è il doppio danno. Noi facciamo presente questa cosa. Con un'interrogazione? Abbiamo fatto una mozione, chiedendo appunto di riportare la macchina di rappresentanza al suo posto e di impedire che questa pratica venga portata avanti. Pratica che non mi risulta essere autorizzata da alcuna delibera, ordinanza o altra, cioè per cui è un'iniziativa
Assolutamente, probabilmente concordata, ma non so quanto è libera di accadere, perché in realtà, ripeto, il sindaco è un cittadino, il primo cittadino, dovrebbe essere l'esempio per tutti, e quindi se io fossi un cittadino qualunque mi chiederei perché lui può parcheggiare lì e io non posso. Mi è stato risposto, perché dopo ecco, avete anche avuto questa, una risposta... No, ne ho avute tante, mi hanno insultato dicendomi che mi devo vergognare, che queste non so... Questa era una delle tante emozioni e credo che ne abbiamo protocolato un 140 in questi mesi. Però questa si vede che ha battuto dove il dente faceva male. Tanto che il sindaco, prima dell'inizio della discussione delle mozioni, si è preso e se n'è andato, abbandonando la gestione dell'aula al vice sindaco. Allora, se uno è convinto di aver ragione, che io sia nel torto, affronta una serena discussione. Queste sono le mie ragioni e non credo siano tanto opinabili. E poi uno può ribadirmi, come ha già fatto lui tramite la stampa, che lui utilizza il suo mezzo per muoversi. Beh, non mi commuove in alcun modo. Io quando ero vice sindaco di Muggia ho sempre utilizzato il mio mezzo, non ho mai usato la macchina di rappresentanza. Allora... Ha detto c'è chi lavora e chi no. Ma come si permette? 4 firmatari ci sono in quella mozione, mi tiro fuori io, gli altri 3 lavorano da quando hanno 16 o 18 anni, adesso siamo sui 45. Come si permette di dire c'è chi lavora e chi no? Dall'alto di cosa? Da questi giudizi? Scherziamo. E comunque cosa mi è stato detto, perché questa è stata bellissima, perché a quel punto il sindaco se n'è andato e tutti gli assessori probabilmente... Sentiremo anche il sindaco naturalmente. No, poi, tutti gli assessori si sono focalizzati su di me, dandomi addosso, e una delle scuse più belle che ho sentito è stata sì, ma i sindaci precedenti vivevano in centro storico, il sindaco attuale non vive in centro storico. E quindi? Quanti cittadini, chiedo scusa, il sindaco interviene a questioni di vita o di morte per cui necessita di mollare l'auto? Provocatoriamente ho detto perché non creiamo allora un parcheggio sotto i portici del municipio, magari con una pertica dalla sala del consiglio comunale, così il sindaco potrà calarsi per queste urgenze di vita e di morte in un secondo e partire con la sua macchina, magari anche sgomando con le ruote. Insomma, io credo che se si fosse detto come risposta, ok, è stata una cosa che abbiamo sbagliato, c'era un'urgenza, si potevano trovare diverse scuse. Il fatto invece di scegliere di abbassare i cannoni e sparare ad altezza uomo contro di me, semplicemente per aver segnalato una cosa che a mio avviso, ma non credo solo a mio avviso, è oggettivamente sbagliata, vabbè, gli porterà lustro, non lo so. Prima di andare in pubblicità volevo ancora leggere una mail, poi ne leggo anche altre, sono arrivate al nostro indirizzo. Ci scrive Claudio: buongiorno, vorrei sapere cosa ne pensa il consigliere Bussani sull'impatto sul traffico che avrà il parcheggio per i tir in via delle Saline. Questa è la domanda del signor Claudio, risponderemo a questa domanda subito dopo una breve pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati e bentornati in diretta a Sveglia Trieste 8:34, fra pochissimo ci collegheremo anche con il nostro Gianluca Paladin in giro per città con i suoi collegamenti appunto esterni, ma il signor Claudio prima ci chiedeva al consigliere Bussani l'impatto secondo lei sul traffico che avrà il parcheggio per i tir di via delle Saline. Cosa si può dire a questo telespettatore? Al telespettatore dico che è un problema che ci stiamo ponendo un po' tutti, nel senso che, come si sa, l'opera in corso in questo momento prevede la realizzazione di questo parcheggio di 130 tir. Ora, non tutta l'area in realtà che è stata disboscata sarà destinata a parcheggio, solo la parte più a nord-ovest, insomma quella verso il mare, dovrebbe essere destinata a quest'area, tutto il resto verrà infrastrutturato in attesa delle aziende anche green che dovrebbero sorgere in quell'area. Ora,
che un'area industriale abbia una zona, insomma, scusate il gioco di parole, destinata a parcheggio non è un'assurdità. Effettivamente le dimensioni sono un po' importanti rispetto a quello che è lo stato attuale, perché in realtà si è detto, visto che i parcheggi sono funzionali a esclusivamente l'area industriale delle Noghere, quindi la Valle delle Noghere, e basta, non ci sarà nessun legame, questo ci dicono le comunicazioni ufficiali, col realizzando Terminal Ungherese che sorgerà dall'altro lato della collina, e non ci dovrebbero essere legami con quelli che sono poi i traffici destinati al porto di Trieste. Insomma, questo è quello che è uscito attraverso la comunicazione. Vero è che, ripeto, questo ha uno scopo funzionale. 130 tir effettivamente sembrano un numero piuttosto importante. Infatti, vero è che Via delle preoccupazione, Saline insomma, è collegata in maniera abbastanza diretta con la grande viabilità, per cui i camion sia in entrata che in uscita andrebbero direttamente a immettersi nella grande viabilità. È vero è che il traffico di Muggia, per avere una via fluida, potrebbe uscire attraverso strada di Farnei e poi collegarsi nuovamente alla grande viabilità, quando mai il nostro governo della sicurezza deciderà di chiudere questa assurdità del blocco di Schengen, che è una cosa che è veramente assurda, perché veramente noi, scusa, apro una parentesi, noi non possiamo vedere che ci sono problemi di sicurezza in città perché mancano forze di polizia e poi abbiamo decine di poliziotti che stazionano al confine sotto il caldo, col freddo, senza che nessuno capisca bene cosa stiano facendo. Allora, proprio collegato, diciamo, a questo, la rotta balcanica, eccetera, abbiamo in collegamento il nostro Gianluca Paladin dal Silos, a vedere la situazione dopo lo sgombero del Silos di qualche giorno fa, per capire se effettivamente è stato chiuso, sigillato, insomma, come era stato annunciato in precedenza. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea. Ciao Laura, sì, grazie. Siamo tornati in via Flavio Gioia, dove si è chiusa una parentesi storica per Trieste molto importante, cioè quella del Silos. Il Silos, che adesso è completamente sbarrato, chiusi tutti gli accessi, anche se come vedete sono tanti gli anfratti dove qualcuno potrebbe arrampicarsi e passare. Questa rete che vediamo qui è la prima che si incontra, non la rete di ferro che c'è qua, è stata installata il giorno stesso della chiusura del Silos, per evitare che le persone dopo lo sgombero totale potessero rientrare. Ma in realtà dentro questa struttura bisogna fare pulizia, perché ci sono ancora tantissimi oggetti e immondizie lasciate ovviamente dai migranti che dormivano qua, ma ci sono anche le tende. Adesso io farò una cosa, poi lo si vedrà meglio nel servizio con la telecamera, comunque praticamente alzandosi qua e guardando qua dentro si vede esattamente tutto quello che si è sempre visto. Intanto faccio cenno alle persone che possono passare, non c'è problema, finiranno su Tele4. Si può vedere tranquillamente la tenda ancora montata, le immondizie, i cassonetti della spazzatura messi qua dentro, installati temporaneamente, e tanta immondizia per terra. Perché? Perché deve essere ancora ultimata questa pulizia, anzi non è ancora iniziata, per ripulire totalmente la struttura prima delle vendite, perché sappiamo che ci sono già gli acquirenti alle porte, come ha testimoniato anche il referente di Coppa Alleanza 3.0 per il Silos. Ci sono già gli acquirenti alle porte pronti a rilevare questa struttura, che ha dei vincoli delle belle arti, non può banalmente essere buttata giù, probabilmente, anzi sicuramente verrà ristrutturata, e vedremo poi che destinazione avrà. Comunque, insomma, chiusa la partita del degrado del Silos dove dormivano i migranti, si apre invece quella del dopo, cioè la riqualificazione, anche perché qua, Laura, siamo
proprio nella zona dove hanno creato appena adesso tantissimi stalli di parcheggi, in fondo ci sono anche le colonnine di ricarica per le automobili e anche stalli, credo che questi qua di fianco al silos siano proprio degli scooter, quindi macchine scooter. Teoricamente è la delibera comunale che votate in giunta che dovrebbe anche prevedere degli stalli per taxi, ne aveva parlato l'assessore Lodi. Adesso non so se è esattamente questa la zona anche per gli stalli dei taxi, però insomma casomai daremo delle specificazioni ulteriori nelle prossime ore. Comunque sì, insomma tutto è pronto per il dopo silos, ma ripeto, questa struttura è transennata, però insomma credo che facendoci un giro attorno il modo di entrare, insomma avete visto che anche io arrampicandomi sulla rete c'è comunque il buco, volendo potrei tranquillamente entrare, cosa che ovviamente non farò. Detto questo, Laura, un ultimo dato che volevo darti prima di lasciarti alla conduzione è che passando per Piazza della Libertà erano diversi i migranti che sostavano lì. Io credo che siano coloro che frequentano il centro di Via Udine, però chissà, insomma, ovviamente poi sappiamo che la chiusura, la chiusura del silos prevederebbe anche, ha previsto anzi il trasferimento di migranti non solamente in altre zone della regione, ma Camposacro qui a Trieste, ma proprio in altre regioni d'Italia, quindi forse l'obiettivo è proprio di evitare di avere persone lasciate appunto senza tetto in giro per la città. Ricordiamo che tra l'altro fra poco Trieste si sta preparando a importanti appuntamenti, una 10 giorni che vede il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Papa Bergoglio, Papa Francesco, quindi insomma Trieste si apre a uno scenario internazionale importante con anche il G7 tra l'altro, il G7 istruzione, e quindi vediamo anche che cartolina da visita presenterà la città di Trieste in questo contesto. Non è assolutamente una provocazione, è un dato di fatto. Noi siamo abituati a vedere persone che dormono e sostano in Piazza della Libertà, insomma vedremo se sarà così anche nei prossimi giorni. Detto questo, Laura, ti ringrazio e ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin, un reportage puntuale appunto da quello che è il silos ora sbarrato, appunto chiuso con tutte le transenne, abbiamo visto proprio nelle immagini già gli stalli pronti per i parcheggi, insomma una situazione che si trascinava da tempo che poi è stata sbloccata soltanto negli ultimi giorni, no? Certo. Laura, se posso, solo un'ultima frase, perché sennò pare che ho svicolato la domanda di prima del signor Claudio, se non sbaglio. Ecco. Sì, io dico al signor Claudio che in realtà più dei parcheggi della Valle delle Noghere, quel che preoccupa me è il flusso di traffico di camion che verrà generato dal terminal ungherese. Da colloqui fatti a suo tempo, più colloqui col ex presidente Zeno D'Agostino, avevamo ricevuto rassicurazioni in cui ci si diceva che si sarebbe studiata anzi una viabilità separata da quella attuale, quindi da via Flavia, ipotizzando la creazione di una via ad hoc che attraverso il canale navigabile via Malaspina poi si sarebbe collegata alla grande viabilità senza impattare sul traffico cittadino. Ecco, Zeno D'Agostino ha abbandonato il suo ruolo, io credo che i mugesani residenti di Aquiligna avrebbero bisogno di nuove rassicurazioni in tal senso, perché se quello nella Valle delle Noghere è un parcheggio sì per 130 tir, che però con buona probabilità stazioneranno lì, cioè per il tempo tra le operazioni di carico e scarico, il terminal ungherese sarà una realtà che lavorerà 24 ore su 24, quindi con flussi di traffico
enormemente più grandi rispetto a quelli che potrebbe generare il parcheggio della Valle delle Noghere. Il Comune di Muggia nei precedenti mandati già si è espresso per vietare attraverso gli accordi di programma che il traffico in uscita da quel terminal giri verso Muggia o comunque insista nella viabilità attuale. Il Presidente D'Agostino, ex Presidente, ci ha già dato tutte le rassicurazioni del caso rispetto a questo fatto che si sta studiando una soluzione alternativa. Il problema è che non vorremmo, spero che i muggesani su questo siano tutti vigili, maggioranza, opposizione, indipendentemente dal colore politico, ecco, non vorremmo che cambiando il Presidente magari si decida per ragioni economiche di non costruire questa nuova viabilità, ma che invece per ragioni pratiche si vada a utilizzare via Flavia. Ecco, noi siamo assolutamente contrari e spero che su questo ci sarà una compattezza da parte di tutti i muggesani e di tutte le forze che siedono in Consiglio Comunale, perché questo veramente per la nostra viabilità, per la nostra cittadina, per Aquiligna, sarebbe un disastro. L'ipotesi di traffico di tir che 24 ore al giorno attraversano quel tratto di strada è allucinante e inaccettabile. Allora, invece per quanto riguarda le rive di Trieste, ci scrive un altro telespettatore, Andrea: speriamo in chiusure solo temporanee motivate delle rive, la città vive e non deve essere ostaggio di crociere e grandi eventi. Si riferisce anche agli appuntamenti che ci attendono, no? Diceva adesso il nostro collega Paladin. Sì, no? Non posso che sottoscrivere, anche perché le grandi navi sono arrivate alla stazione marittima quasi per sbaglio, nel senso, traduco, che non voglio innescare polemiche inutili, cioè nel momento in cui Venezia non ha più accolto le grandi navi sono state deviate qua, ma questo è successo quanti anni fa, non l'altro ieri, quindi c'era tutto il tempo per cercare soluzioni diverse. È un problema oggettivo il fatto che quando arrivano le grandi navi sulle rive si paralizza tutto quel tratto, cioè mancano i parcheggi, tutto il traffico è particolarmente intensificato anche sulle altre direttive, perché poi la gente cerca strade alternative, per cui davvero io credo che andrebbe fatta una riflessione seria anche rispetto all'opportunità di spostare magari l'attracco di quelle navi in Porto Vecchio o in qualche locazione più adatta e non altrettanto impattante rispetto a quella che poi è la vita quotidiana dei nostri concittadini. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi è arrivata anche la replica del sindaco Polidori a quello che diceva prima sul parcheggio, la leggiamo fra un attimo. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno Nivea. Buongiorno. Allora, io senza, lo giuro, senza nessun essere proprio di parte, ecco, volevo chiedere a Bussani, no? Il problema parcheggi, lo ha detto lei anche ultimamente, adesso, esiste anche a Trieste. Allora, non pensa che il sindaco di una città o cittadino, come una cittadina come Muggia, che va e viene a secondo dei suoi impegni istituzionali e anche no, perché lei lo sa benissimo, Bussani, che con una paga di un sindaco di Muggia non è che si viva. 5.000 euro signora, Sì. Perché dopo 5.000 euro lordi al mese con le nuove modifiche, prima erano 4.000, giusto per dire cifre che sono pubbliche. Non sì. lo sapevo. No, glielo dico io perché poi uno si nasconde anche dietro a queste cose. No, no. E i consiglieri prendono pochissimo. Tutti dicevano che i sindaci prendevano molto poco, per cui ecco, mi sono permessa, la cifra non la sapevo, lo giuro. Però ecco, volevo dire, no? Una cosa,
dovrebbe avere, penso, un parcheggio, il sindaco, personalizzato. Qui a Trieste, nella prima giunta di piazza, tutti parcheggiano dietro al municipio, e lei lo sa, credo, sì. No? Era stato multato perché aveva messo la macchina in un'urgenza sullo stallo dove ci sono i vigili, la polizia locale. Allora, visto però c'è una grossa differenza tra Trieste e Muggia, perché i cittadini di Muggia, se non erro, hanno anche i loro parcheggi con il bollo sulla macchina, possono parcheggiare non a pagamento nei loro stalli, che io per esempio se vengo a Muggia non posso parcheggiare, no? Allora penso veramente che dovrebbe fare non solo per il sindaco ma anche per i consiglieri, perché se lei abita a Muggia, ok, ma facciamo un esempio, Fogar non abita a Muggia o d'altro, ci dovrebbero essere dei parcheggi istituzionali per quando c'è il consiglio comunale o per i consiglieri che devono confrontarsi con i cittadini. Ci dovrebbero essere, tutto secondo qua. lei. Nient'altro. Grazie Bussani, arrivederci. Grazie Nivea, buona giornata. Allora, ringrazio la signora perché ha fatto una domanda consona, se ho 2 secondi rispondo, sì. Ok? Allora, è vero signora, i sindaci non prendono particolari cifre importanti, soprattutto nei comuni piccoli. Per il comune di Muggia glielo posso dire perché avevo verificato queste cose a suo tempo. Allo stato attuale un sindaco, qualora sia libero professionista, prende 3.900 euro lordi al mese. Qualora sia un lavoratore dipendente, la cifra si abbassa a 3.000 euro lordi al mese. Adesso c'è stata questa proposta di legge regionale per cui le cifre verranno aumentate. Io le dico questo, io come ho detto prima vivo in centro storico, per scelta mi pago uno stallo presso il parcheggio di Caliterna, 70 euro al mese, lo faccio da quando ho comprato la macchina nuova, che nuova più non è, perché ormai sono passati quasi 13 anni, però è da allora che ho scelto di pagarmi un abbonamento e altrettanto, ahimè, può fare il sindaco. Ora, come abbia fatto il Comune di Trieste, non lo so. Io credo che l'area dietro il Comune sia riservata per le macchine dei mezzi comunali, così come è a Muggia i famosi parcheggi gialli che sono dislocati in più punti del territorio. Però cosa dovrebbe fare il sindaco? Il sindaco o va via 5 minuti prima di casa o come fanno decine e decine di muggesani, visto che lui muggesano è, può prendersi uno stallo a Caliterna. Essendo il sindaco muggesano, comunque anche lui beneficia della possibilità di avere il bollino blu a cui faceva riferimento la signora. Quindi semplicemente invece di parcheggiare sotto il comune andrà a parcheggiare, che ne so, vicino alle poste, andrà a parcheggiare intorno alla stazione delle autocorriere, se vuole che il parcheggio sia gratuito, se no si paga un abbonamento come tutti gli altri. Se io fossi stato eletto sindaco avrei continuato a pagarmi l'abbonamento a Caliterna come ho sempre fatto e come hanno fatto quantomeno per certo i 2 sindaci che hanno preceduto Polidori. Allora, è immediata e anche dura insomma, la replica del sindaco Polidori, dice quella presentata è una delle mozioni di più basso profilo nonché offensive che abbia mai visto, evidentemente non trovano di meglio da fare che mettere in piedi presunti e deprecabili comportamenti del sindaco, invece che chiedere scuse ai cittadini per la colpevole negligenza pluridecennale della mancata manutenzione del territorio, delle quali la loro parte politica è totalmente responsabile. Così scrive allora noi il sindaco. Intanto ringraziamo l'addetta stampa del sindaco che prontamente ha inviato il messaggio che aveva già inviato alla stampa 5 giorni fa, perché sono le stesse parole apparse sul piccolo. Quindi magari sprecarsi cercando qualche scusa nuova sarebbe potuto essere apprezzabile. Quindi anche da parte era già stato diffuso insomma questa assolutamente replica, sì, però è comodo, adesso che le robe sono scritte si possono mandare più volte senza sforzarsi più di tanto. Ecco, non è entrato in alcun modo nel merito neanche questa volta dicendo chi lo abbia autorizzato o altro, e invece di giustificare un comportamento anomalo e scorretto
attacca su cose peraltro non vere, perché io potrei dimostrare cifre alla mano che le amministrazioni precedenti hanno speso molto più di quel che sta spendendo quella attuale per asfaltare strade, sistemare marciapiedi, porre nuove griglie per la captazione ad esempio delle acque meteoriche. Arriviamo a un esempio pratico, io questo l'ho detto all'approvazione del bilancio, ho detto sindaco, giunta, maggioranza, voi volete rifare il raddoppio della galleria. Quest'anno il Comune di Muggia ha accantonato 2.700.000 euro, mi sembra, di avanzo di amministrazione per la galleria. Ho detto, è pericoloso mettere tutti i soldi in un'unica opera, aspettando poi che intervenga la protezione civile solo perché l'assessore Riccardi è amico di Polidori e quindi c'è un canale preferenziale per cui chiamano e arriva il fratello più grande, tra virgolette. Però detto questo, l'altro giorno è arrivata una mozione, credo del consigliere Tic, che chiedeva ad esempio del consigliere Filippi, chiedo scusa al consigliere firmatario perché poi è partita la discussione, penso fosse Filippi, in cui si diceva che c'è un problema presso il cimitero per cui il terreno sta franando. E la risposta da parte dell'assessore o dell'amministrazione è stata comunque sì, ma non ci sono soldi. Non ci sono soldi, non perché non ci siano soldi, non ci sono soldi perché è una scelta puntuale quella di mettere tutte le risorse per la grande opera, si chiamerà probabilmente Galleria Polidori, vedremo il nome che decide, no, anzi no, non si può perché non si può intitolare assolutamente no, però troveremo un nome creativo per quest'opera, però capite bene che non può essere che non ci siano soldi per far niente e che tutti i soldi vadano là. Il cimitero frana, non ci sono soldi. La strada di Pianezzi frana e chiederemo alla protezione civile di intervenire. Frana Borgo San Cristoforo, chiediamo alla protezione civile di intervenire. A un certo punto la protezione civile potrebbe avere altre emergenze e non avere più risorse e a quel punto il Comune di Muggia avrà qualche soldino da parte per fare un intervento in emergenza. In questo momento no, perché sta andando tutto per fare la galleria. Ed è una scelta pericolosa. Vi accusa ancora come predecessori di immobilismo, insomma dice il sindaco si muove molto evidentemente contrariamente è vero, il sindaco si muove molto. Si muove molto sul territorio per seguire innumerevoli problemi frutto proprio dell'immobilismo dei suoi predecessori. Si muove, si fa selfie, si fa video, fa i post, questo glielo riconosco, lo fa un sacco. Se questo significhi lavorare lo giudicheranno i cittadini. Renata però dice credo che a priori il suo ospite criticherebbe il sindaco su qualsiasi cosa ha fatto, faccia o farà. Vuole rispondere anche la signora Renata? Signora Renata, sì. Il sindaco ha già 12 consiglieri che gli battono le mani e qualunque cosa dica. Anche il cielo è blu. Bravo sindaco. Ecco, questo è il clima del consiglio comunale muggesano. Oppure l'acqua è bagnata, sì, bravo sindaco. Ecco, questo noi viviamo quotidianamente. E lei fa l'opposizione, insomma. Il mio ruolo è diverso, se permette, signora Renata. Il mio ruolo è quello di vigilare sull'operato della giunta attuale. Due parole sui rifiuti, perché veramente questi hanno fatto la campagna elettorale dicendo in 2 settimane cambieremo tutto, sistemiamo le cose. Abbiamo assessori attuali che facevano i capipopolo nella raccolta firme contro il porta a porta e adesso dopo 3 anni è tutto invariato, anzi è molto peggio di com'era 2 anni fa perché è cambiato l'appalto, nessuno sta vigilando, tutti se ne lavano le mani, uno scaricabarile, franette, dita. Ma davvero? Davvero dobbiamo berci queste cose dopo 3 anni? Queste cose vanno ricordate. Signora Renata, il mio ruolo è quello, lo ripeto, di vigilare e di far da portavoce per le istanze di coloro che in qualche modo mi vedono come un punto di riferimento. Questo non vale solo per me, questo è il sistema democratico, prevede questo, è la democrazia rappresentativa, cioè io vengo eletto per portare avanti determinate cose. Il sindaco, le assicuro, è sufficientemente dotato di ego da non necessitare dei miei applausi, che peraltro nel caso facesse bene, credo di essere
sufficientemente onesto dal punto di vista intellettuale per riconoscere che alcune cose sono state fatte bene. Perché dovrei negarlo? Sarebbe stupido e sarebbe assurdo negare l'evidenza, però altrettanto vero è che non posso girare la testa dall'altra parte rispetto a tutte queste anomalie. Questo lo sta già facendo la sua maggioranza. E almeno a noi lasciate guardare dove bisogna guardare. Ecco. Allora, c'è una telefonata, poi dovremo andare in pubblicità e salutare il nostro ospite. Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Allora, vorrei sempre ritornare sull'omertà e sulla falsità dei politici nei riguardi del territorio libero di Trieste. Polidori indubbiamente ieri ha superato tutti, ha detto tante di quelle sciocchezze che Dio solo sa. Ecco che con l'istituzione della Repubblica Slovenia è caduto il territorio libero, che se l'Italia e i rappresentanti del territorio libero andassero all'ONU, chiedessero la sovranità, indubbiamente l'Italia, essendo un paese più grosso, riceverebbe lei la sovranità, ma dico, guardi, non ho seguito purtroppo l'intervista di ieri del ancora sindaco. una cosa, perché allora gli altri per un parcheggio parlano minuti e minuti. Io per una questione che interessa tutto il territorio, tutte le persone che sono in miseria, perché non dimentichiamoci che la non attuazione dei diritti del territorio libero di Trieste ha messo in miseria migliaia e migliaia di persone, dottoressa Buccarella. Capito Fulvio, senta, a me risulta che il sindaco richiamano la sentenza di Cassazione, se vuole un attimo leggiamo la sentenza di Cassazione. Non abbiamo il tempo, assolutamente non è questa la sede, assolutamente di leggere una sentenza della Cassazione sulla TLT, fra l'altro ce ne parla costantemente tutti i giorni il signor Fulvio. So che comunque il sindaco Polidori è comunque preparato sul tema territorio libero di Trieste, che portava avanti anche da vice sindaco qui a Trieste, quindi insomma ammetto di non aver sentito l'intervista, quindi magari me la andrò a risentire per così dare ragione o meno a quello che diceva adesso il signor Fulvio. Voleva rispondere anche lei qualcosa su questo tema? No, onestamente è un argomento che non conosco in maniera approfondita e sulle cose che non conosco sinceramente preferisco non far l'italiano che deve parlare per forza su qualunque cosa, e per cui preferisco non dire niente, anche perché come ha detto lei non ho seguito neanch'io l'intervista del sindaco di ieri, per cui non sarei in grado di rispondere neanche puntualmente a sue eventuali dichiarazioni. Allora, grazie Francesco Bussani, torni a trovarci presto, par di capire che anche nuovi casi riguardo la raccolta dei rifiuti, insomma, e altri temi interesseranno prossimamente la città di Muggia, quindi torni qui a parlarne, insomma, con noi e con i nostri telespettatori. Vi ringrazio, è sempre un piacere. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie anche a lei, buona giornata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco avremo in studio Giorgio Cecco, consigliere della quinta circoscrizione di Idea Giuliana. (9:08), bentornati in diretta e ben arrivato a Giorgio Cecco, consigliere della quinta circoscrizione di Idea Giuliana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ben arrivato, bentornato nei nostri studi. Allora, subito per lei una mail da parte del nostro affezionato telespettatore Claudio Visintin, che ci scrive, Ciao Claudio. Che ci saluta, che salutiamo a nostra volta. Dice: molto noto in città Giorgio Cecco per essere anche, se non sbaglio, coordinatore regionale di Fare Ambiente, infatti lo ricordiamo anche in questo ruolo, al quale faccio un plauso per aver risolto finalmente di abbattere quel rudere regno dei ratti di Via dell'Agro, creando un utile parcheggio. Ne abbiamo fatto un servizio qualche giorno fa. Sì, non l'ho risolto io ovviamente, intervento privato. Abbiamo sollecitato da anni. Era stata portata avanti, no, da molto tempo. Insomma, vogliamo ricordare brevemente quella vicenda, no? C'era questo rudere da anni. Sì, insomma, è un rudere da
da tanti anni là ovviamente e adesso finalmente sembra si risolva il problema. Un intervento privato, verranno fatti più o meno una ventina di posti auto tra box e posti auto esterni. Abbiamo in qualche modo risolto una questione veramente indecorosa di degrado di quell'area che appunto si andava avanti da tanti anni. Noi anche come associazione avevamo più volte sollecitato, ma anche attraverso proprio i consiglieri, perché questo fra l'altro rientra nella quinta circoscrizione, proprio con i consiglieri della quinta circoscrizione. All'epoca non c'ero neanch'io, quindi la mia veste era puramente da coordinatore del movimento ecologista, però avevamo attivato, mi ricordo, la Polacco e altri su interventi, cercare di sollecitare appunto un intervento nell'area, innanzitutto di pulizia, perché c'erano ratti, era una cosa indecorosa, e quindi il comune aveva di fatto intimato la pulizia alla proprietà, che c'era difficoltà anche a trovare i proprietari, ma poi si è risolto. Dopo però breve tempo si è ripresentato il problema, quindi benissimo, adesso è passato un progetto di riqualificazione dell'area in circoscrizione, che fra l'altro è stato votato all'unanimità, perché evidentemente la necessità di sistemare la zona era importante. Chiaro, noi non possiamo mettere più di tanto parole in un intervento così privato, magari qualcuno piaceva avere, non so, un po' di verde, un parchetto eccetera, ma è un intervento privato, quindi non potevamo fare altro. Fra l'altro c'è una necessità, no? È utile perché c'è una necessità, una forte necessità in zona di parcheggi, per cui comunque a questo punto ben venga una togliere dal degrado l'area, insomma, ecco, sicuramente. Meno male. Allora, però aggiunge un'altra cosa il signor Claudio, visto nel telegiornale di Tele4, dice che è partita quest'anno la prevenzione incendi. Prendersi cura dell'ambiente significa preservare le risorse naturali indispensabili per la nostra salute e il nostro benessere, e l'impegno verso pratiche ecologiche per garantire un futuro migliore per le generazioni a venire. Buon lavoro, dice. Si riferisce al nostro servizio di ieri, questo coordinamento. C'è un intervento con l'assessore Riccardi, mi pare che esatto. L'assessore della protezione civile, ma insomma è importante, la prevenzione è importantissima. Fra l'altro devo dire la verità, e qua mi rimetto un attimo il cappello di Fare Ambiente, sì. Noi facciamo annualmente un rapporto per quanto riguarda gli incendi boschivi a livello nazionale come Fare Ambiente, in coordinamento con le forze dell'ordine, per cui abbiamo una situazione abbastanza così aggiornata a livello nazionale. È una problematica non da poco, l'abbiamo visto anche qua da noi, che insomma negli ultimi anni sono stati dei problemi importanti. C'è una grande fiducia, devo dire la verità, nella protezione civile, perché hanno sempre operato bene. Poi fra l'altro insomma la protezione civile è nata qua da noi, in Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo storicamente un sistema che effettivamente funziona bene. Sicuramente continuare sulla prevenzione, perché è importantissimo. Questo giustamente Claudio ha ragione, insomma. È vero, ha ragione il signor Claudio. Allora sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Laura, lei è il suo ospite. Prima di tutto è la prima volta che le colgo, proprio le faccio un appunto. Prima che ha telefonato il signore per l'allegato Tavo, sì, lei ha detto che non è a conoscenza, ma i telespettatori fanno le domande a lei o agli ospiti che hanno in studio? Se non mi crede si risenta. E l'ospite che spero in una risposta, per ogni modo adesso volevo chiedere al suo ospite cosa mi sa dire sul rimborso delle visite, cioè delle visite mediche, che se non vengono fatte in quel dato periodo in cui mette il medico si può andare privatamente. Sì. E ci sono i rimborsi. Sì. Questo è della legge del 24 aprile del 1998, di cui nessuno parla. È vero. Se mi sa dare
una risposta sia sulla domanda che le ho fatto per prima, se è lei che deve rispondere o il suo No, ospite. io stavo semplicemente, le rispondo subito, stavo semplicemente dicendo al signor Fulvio che non ero a conoscenza di quello che aveva detto il sindaco Paolo Polidori riguardo al TLT. Scusi, lei è una perfetta conduttrice, non deve dare lei queste risposte. No, perché lui stava dicendo che aveva detto delle falsità e quindi io stavo rispondendo al signor Fulvio. Il signor Fulvio non può permettersi di dire che il sindaco ha detto delle falsità. Certo. Io non lo so che cosa ha detto il sindaco, però io so che il sindaco è molto ben preparato su questo argomento, questo lo so, quindi stavo rispondendo semplicemente questo al signor Fulvio, però gli ho anche detto che sarei andata a risentirmi la puntata per capire che cosa aveva detto il sindaco. L'altra domanda invece riguarda le visite mediche, la possibilità di rimborso, una legge vecchia, dice la signora Silva, e però nessuno ne parla, o almeno nessuno ne ha parlato fino a poco tempo fa, no? Ultimamente se ne parla già di più. Sì, io credo, allora, io non premetto, non è ovviamente il mio settore, mi occupo Certo. di altro, però credo che sui siti istituzionali ci siano tutti i riferimenti e indicazioni per fare i rimborsi. Forse giustamente, come diceva la signora, dovrebbe fare un po' più di pubblicità su queste cose. Sì, Come spesso succede, ci sono degli ambiti che vengono fortemente pubblicizzati, altri molto meno. Io personalmente, siccome anche nella mia attività che faccio adesso mi occupo un po' di più per quanto riguarda contributi in ambito regionale, quindi seguo questa parte appunto che riguarda, per quanto riguarda il gruppo consigliare. Effettivamente vedo che ci sono tante le richieste, per esempio di contributo, appunto di rimborsi, di altre cose, e effettivamente c'è la necessità di dare delle informazioni in più al cittadino, perché sicuramente le associazioni piuttosto che gli organi politici o gli enti facilmente riescono a individuare quelle che sono le modalità. Il privato cittadino ha un po' di difficoltà a interporsi tra quello che è appunto la sua necessità e quello che può avere a disposizione da parte dell'ente pubblico. Ecco, non sempre però c'è la necessità in diversi casi di incrementare quella che è l'informazione del cittadino, questo sicuramente. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste 9:19, ancora in compagnia di Giorgio Cecco, consigliere della quinta circoscrizione, Idea Giuliana. Adesso parleremo anche dell'assemblea. Volevo solo chiudere un attimo su quello che facevamo prima. Sì. Cioè effettivamente, torno a ripetere, se si va sul sito dell'azienda sanitaria per quanto riguarda i rimborsi, si trova, avevamo anche visto, insomma, credo che basti più o meno inviare poi la fattura della prestazione e il certificato medico per avviare la procedura. Dopo le tempistiche, devo dire la verità, non lo so, ma insomma questa potrebbe essere sicuramente... C'è la possibilità ed è bene sfruttarla. Sì, no, ecco, sì, questo sicuramente. Ci si trova in difficoltà. Ecco, chiudiamo. Idea Giuliana mi chiedevi. Ecco, infatti, di Idea Giuliana, prima volevo leggere ancora una mail di Enrico che ci scrive: buongiorno, finalmente il Silos libero, l'abbiamo visto prima nelle immagini con anche il nostro Gianluca Paladin, poi aggiunge 10, 100, 1000 arroganti come il mio sindaco e mai mollar con l'uovo via, insomma è un sostenitore della Cabinovia. E ieri al sindaco insomma è stato dato all'amministrazione in realtà dell'arrogante, lui si è uscito dall'aula. Insomma c'è stato un po' di parapiglia all'interno di questa audizione, no? In Consiglio regionale. C'era anche lei, Cecco, vero? Sì, io credo che era doveroso liberare comunque in qualche modo quella struttura che era una vergogna veramente, una cosa indecorosa, anche ovviamente non si può tenere le persone dentro in quelle condizioni, no? Io però, per non andare poi a fare sempre la solita retorica eccetera, volevo anche puntualizzare che però è un'area in degrado da veramente tanti anni.
cioè, a questo punto bisogna non soltanto fare appunto lo sgombero, ma assolutamente la proprietà deve accelerare sulla scelta. Adesso mi sembra che abbiano trovato probabilmente degli acquirenti, però non risolviamo il problema, perché se no andiamo ogni tot tempo a sgomberare, andiamo avanti con un sistema che ricordo che ho provato, proprio l'altro giorno avevo trovato delle fotografie di un sopralluogo che abbiamo fatto come Fare Ambiente 10 anni fa, la situazione era uguale e non era al governo né della città né al governo del paese il centrodestra ma il centrosinistra, quindi la situazione è questa che si trascina da anni. È un problema ovviamente chiaro, evidente, ma non si può continuare a tenere quella vergogna così in quelle condizioni. Quindi anche la proprietà, secondo me, ha assolutamente delle responsabilità a questo punto, cioè decide cosa fare. Capisco tutte le difficoltà di trovare un acquirente, però effettivamente ha una certa responsabilità. Certo. Anche altri, voglio dire, ecco, la proprietà secondo me in primis, fra l'altro, che non riguarda il discorso immigrazione, ma riguarda in linea generale il mantenimento del sito. Della struttura propria, dice. Certo. Allora, vorrei tramite vostro, ci scrive Mirella, esprimere i miei più sentiti ringraziamenti, lo facciamo volentieri, agli agenti Benco e Pellegrini della sezione motorizzata di stanza in via Pasquale Revoltella per l'aiuto e l'assistenza datami ieri con competenza, professionalità e cortesia per un intervento urgente in una caotica giornata di Bora a raffiche di 100 km/h. Grazie ancora con gratitudine. La signora dell'intervento a San Luigi ci scrive, lo facciamo volentieri sì, perché certo, è stato qualcosa che è andato a buon fine, è bene riconoscere anche il lavoro di chi ha aiutato questa signora in difficoltà. Sicuramente c'è sempre la necessità di incrementare quelle che sono le risorse per quanto riguarda la forza dell'ordine, vigili del fuoco, eccetera, perché effettivamente lo vediamo che spesso ci sono delle emergenze a cui non possiamo sempre far fronte al volontariato, no? Bisogna avere di base bisogna avere il pubblico, poi il volontariato fa la sua parte. Poi si aggiunge, fa la sua parte. Non ci si può solo basare su questo. Sicuramente sì. Andiamo rapidamente in Piazza Unità, c'è ancora un po' di Bora, vedo collegato il nostro Gianluca Paladin proprio da Piazza Unità, evidentemente si è spostato dalla zona del Silos per darci così il quadro un po' della situazione, di quelli che sono i preparativi anche di questi importanti giorni che ci attendono, che attendono la città di Trieste. Certo. Allora, buongiorno nuovamente Gianluca, a te la linea. Sì Laura, di nuovo buongiorno, esatto, siamo venuti in Piazza Unità perché Trieste si prepara per 10 giorni molto ricchi, perché sono tanti gli appuntamenti che ci saranno in questa città, dal G7 Istruzione inaugurato dal ministro Valditara, poi ovviamente si aprirà la 50ª settimana dei cattolici inaugurata da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, poi il 7 luglio l'arrivo di Papa Francesco e qui c'è il palco in allestimento che ha una storia particolare perché rimarrà transennato e off limits con i lavori in corso durante il G7 Istruzione, dove la piazza sarà blindatissima. Si parte giovedì con l'arrivo del ministro Valditara, che farà anche una tappa a Miramare. C'è da segnalare ovviamente il grande allestimento che viene fatto in tutta la città dal punto di vista dei lavori, come anche del palco, ovviamente dei divieti di sosta e di transito, perché tutto intorno a noi spuntano già i primi divieti. Sapete che le rive nelle giornate del clou del G7 Istruzione saranno blindate, le rive di Trieste, quindi saranno chiuse alla viabilità, a quella ordinaria, perciò anche qui bisogna fare attenzione e sapere anche come muoversi in una città che, ripeto, sarà totalmente blindata. Giovedì e venerdì quindi il via al G7 Istruzione, poi un po' di pausa alla fine del weekend, ma già mercoledì prossimo Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, sarà qui per inaugurare, dicevamo, la settimana dei cattolici, e poi appunto, come detto poc'anzi, si chiude il 7 luglio con l'arrivo di Papa Francesco, che interverrà dal palco che avete visto prima. Tutto si sta in fase di allestimento, ci sarà ovviamente
ci saranno le forze dell'ordine in gran numero per gestire tutto quanto, l'allerta sarà massima, Tele4 ovviamente sarà presente a tutti questi eventi per dare conto di ciò che succede, di come si svolgono alla cittadinanza. Quindi Laura, possiamo dire che già sono partiti tutti i lavori e ci aspettano 10 giorni impegnativi, se vogliamo anche per noi giornalisti, Laura, come tu ben sai, insomma, questi eventi sono impegnativi. Non indifferente carico di lavoro per noi. Hai ragione, sono molto impegnativi, ma anche quindi danno soddisfazioni, insomma. Però abbiamo visto anche alle tue spalle, oltre a una gita scolastica, una delle tante, no, che sono presenti naturalmente in città in tutti i periodi dell'anno ormai, davvero, abbiamo visto anche tante forze dell'ordine aumentate rispetto al solito, diciamo, ce ne sono sempre, sono a presidio della piazza centrale della nostra città, però vediamo anche più movimento, ecco, da quel punto di vista. Sì, forze dell'ordine, carabinieri e polizia già sul posto, ovviamente essendo in Piazza Unità comunque con la prefettura è una presenza che c'è spesso, costante, ma come giustamente rilevi tu hanno già iniziato a mobilitare più personale in questi giorni. Piccola ricapitolazione finale, quindi palco in allestimento per l'intervento del Papa del 7 luglio che concluderà sostanzialmente la settimana, la 50ª settimana dei cattolici, che si svolge appunto qui a Trieste, che partirà mercoledì prossimo con l'inaugurazione del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, prima ancora appunto, come detto, giovedì 27, venerdì 28 il G7 istruzione, che poi in realtà si concluderà nel pomeriggio di sabato. Città blindata, dicevamo, rive off limits per la 2 giorni del G7 istruzione, occhio anche dove si parcheggiano le auto e dove si transita per centro città, perché i divieti sono già iniziati a spuntare. Comunque, insomma, maggiori informazioni nel servizio completo che potrete vedere su Tele4. Dalle immagini di Guido Indri io vi saluto e vi restituisco la linea. Grazie Gianluca, grazie anche a Guido Indri. Allora, una bella vetrina, una bella vetrina anche questa volta per la città, assolutamente. Certo, doppia vetrina. Sì, doppia vetrina. No? Diciamo che comunque la location è comunque fantastica, Trieste si presta un po' a queste cose, c'è un momento un po' di disagio forse per i cittadini, ma poi alla fine porta sicuramente il fatto di, appunto, di essere una bella vetrina sul mondo, e credo questo sia comunque importante. Tra l'altro noi stessi avevamo la prossima settimana un incontro come Idea Giuliana, l'abbiamo spostato perché non aveva senso dopo tutti questi eventi lasciare libere comunque i nostri aderenti, i nostri simpatizzanti, perché seguano un po' quello che l'andamento di questi eventi comunque importanti. Infatti, insomma, no? assolutamente. Sicuramente, no? Ecco. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la vediamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Buongiorno. Ho notato che ci sono un sacco di cittadini che vogliono informarsi sul discorso dei rimborsi per le visite mediche fatte praticamente in privato a causa di prenotazioni non idonee nella situazione normale. Siccome la SUGI è una società molto precisa e molto efficiente, in quanto ha dato addirittura dei premi ai suoi dirigenti di 30.000 euro, non capisco come mai nel momento in cui uno va a fare la prenotazione e questa non è conforme alle sue esigenze, non viene informato che esiste questa possibilità, e anzi dovrebbe essere scritta direttamente sul foglio della prenotazione, in cui ci dovrebbe esserci una nota con la legge relativa e con le procedure in caso in cui la data di prenotazione non sia consona alla malattia della persona. Se questo non avviene, evidentemente c'è una causa, no? Che si vuole nascondere. E questo non è conforme a quelle che sono le direttive che la SUGI ha, perché deve praticamente aiutare i cittadini a stare in efficienza e a essere sani.
e quindi fallisce il suo compito e allora bisognerebbe ritirare i soldini di premio ai dirigenti. Capito, Gino, grazie. Insomma, un po' come diceva lei, no? Prima dovrebbe essere forse più diffusa, più diciamo adesso, prima avevo anche rapidamente guardato, perché credo che in pochi secondi si arriva a trovare certo, a trovare come si fa per avere il rimborso. Certo, magari le persone anziane possono avere qualche difficoltà appunto a navigare su internet, cose di questo tipo. Per questo dico, magari un'informazione un po' attraverso magari appunto i media o altre cose potrebbe essere utile. Però torno a ripetere, fra l'altro, ecco, fortunatamente non mi è capitato di recente, però tempo fa, quando devo fare una prenotazione, l'ho fatta in farmacia, e devo dire la verità, ecco, anche questo è importante, il farmacista mi aveva informato di tutte le varie situazioni, per cui ecco, magari forse anche da questo punto di vista dipende da chi si trova davanti, no? Esatto, chiaramente, si trova davanti uno sportello in maniera, no? Magari con la fila di 20-30 persone diventa complicato, ecco, quindi capire anche il momento. Dopo la prenotazione, se viene fatta al telefono o via internet, ecco, bello sarebbe che magari si dia l'informazione magari anche in automatico, come diceva il telespettatore. Sarebbe utile probabilmente. Sì. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, c'è anche la vignetta di Marco Englaro, la possiamo far vedere rapidamente, unisce due fenomeni che stanno interessando in questo momento Trieste, cioè la visita prossima del Papa e la mucillagine. Dice: qua è pieno di mucillagine, lo ha detto il Papa, insomma si vede l'immagine. Beh, qualcuno ci ha aiutato portandoci la Bora, devo dire la verità. Ha spazzato via praticamente quasi tutto. Sì. Benissimo, bene così. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con le vostre telefonate, ancora in compagnia di Giorgio Cecco. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Giorgio Cecco. Abbiamo anche una telefonata in attesa già da prima, ci scusiamo con il telespettatore per l'attesa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Gabriella de Largo Barriera. Gabriella, buongiorno. Giusto un consigliere della mia circoscrizione che mi può ascoltare e forse capire il problema che abbiamo noi a Largo Barriera. Penso anche in tutta la città dove c'è un forte passaggio alle macchine. Bene, sono appena venuta da un viaggio a Barcellona, che ho la mia figlia lì, no? Come sapete già che sempre dico. Ho trovato molto verde e un silenzio nelle strade che qua noi a Trieste non lo abbiamo. Lì a Barcellona penso che stanno facendo questa legge comunitaria del rumore stradale, che è un inquinamento detto e proprio, no? Come l'inquinamento dello smog, anche il rumore è un inquinamento, no? Certo, inquinamento acustico. E quindi io chiedo al consigliere che tipo, se lui può verificare veramente se qua si stanno attuando i piani di azione della legge 447 del 95 con un aggiornamento nel 2000, che dice che il comune deve fare piani di azione riducendo il traffico, facendo i tappetini di stura, mettendo altri tipi di mobilità come biciclette, tipo quanto, certo. Perché qua io quello del traffico non lo sto vedendo, io sono quasi 20 anni che abito a Largo Barriera e non vedo nessun cambiamento. Adesso d'estate uno vuole aprire le finestre e sente il rumore di queste moto, è il rumore impossibile delle macchine a tutte le ore, anche di notte, è il rumore del traffico. È molto importante, e poi non avendo neanche un albero che mitiga anche il rumore, perché anche quello aiuta, il verde aiuta a mitigare il rumore, si sente di più, Lamentabilmente io mi cenerò alla circoscrizione a fare una lettera chiedendo la verifica di questa legge nella nostra circoscrizione. Grazie. Grazie Gabriella, grazie della telefonata. La signora Gabriella manderà anche una lettera, no, in circoscrizione. Diciamo, io mi ricordo che
abbiamo trattato anche il piano rumore a suo tempo, se ben ricordo anche per quanto riguarda tutte le problematiche che c'erano all'epoca per la Ferriera di Servola, no? Se ti ricordi anche là c'era un discorso importante. Qua ovviamente non siamo in quella situazione, abbiamo sicuramente sarà da riprendere in qualche modo, adesso non so adesso valutare in questo momento qual è la situazione dal punto di vista comunale, se stanno già lavorando o meno per eventualmente fare delle modifiche, ma sicuramente ci sono degli accorgimenti per contenere quello che è il rumore per quanto riguarda le vie cittadine, però ricordo che ci sono anche dei costi importanti, perché allora innanzitutto come sfonda una porta aperta, se dobbiamo mettere delle barriere come aiole piuttosto che alberi eccetera, ben venga, più ne mettiamo meglio è, ovviamente per quanto ci sia la necessità anche di dare una viabilità, perché comunque una barriera è un'area in cui effettivamente di scorrimento importante, quindi non è che si può sicuramente restringere careggiate o fare cose di questo tipo, sono anche i servizi pubblici, c'è un servizio di trasporto pubblico che funziona benissimo e chiaramente però provoca da un punto di vista forse più del rumore tante volte che l'inquinamento, perché noi abbiamo i mezzi pubblici che sono fra i migliori d'Italia da questo punto di vista. Poi quello che per esempio dove si può intervenire è anche un asfalto che ovviamente attuttisca di più e anche la manutenzione per quanto riguarda le strade. Torno a ripetere però sono anche dei costi importanti, quindi ovviamente il comune ha un budget di spesa, dopodiché deve distribuire nelle varie competenze e questo vale anche appunto come spesso succede, come è uno dei lavori più importanti e più pressanti che fa da sempre il decentramento, quindi le circoscrizioni, perché queste sono tante le richieste dei cittadini, è proprio quello delle manutenzioni, no? Però lo vediamo giornalmente che il problema è anche quello delle risorse. Allora il comune sicuramente sta facendo bene perché ha messo a disposizione molte risorse per quanto riguarda la manutenzione di strade e marciapiedi e l'assessore da questo punto di vista è molto attivo. Chiaramente non si può pensare di, non so, nelle circoscrizioni fare la segnalazione oggi e avere l'intervento domani. Qualche volta succede anche questo, devo dire la verità, che riusciamo a fare in tempo reale, però se c'è per esempio da fare un intervento più corposo, ci sono dei tempi tecnici che ovviamente l'amministrazione pubblica non può fare a meno, insomma, ecco. Torno a ripetere, credo che c'è da lavorare ancora su quanto riguarda il piano acustico, ma però c'è anche la necessità di avere le risorse per fare gli adeguati interventi. Sempre il nodo, quindi no? adesso questo sicuramente sarà una riflessione che magari noi faremo per quanto riguarda Largo Barriera, visto che fa parte della mia circoscrizione, è una riflessione che magari faremo all'interno noi abbiamo una commissione urbanistica all'interno della quinta circoscrizione, ma è una riflessione che potremo fare sicuramente per poi proporre magari anche qualcosa all'assessore o magari delle soluzioni, come abbiamo fatto più volte per quanto riguarda la viabilità, piuttosto che stalli per bici e altre cose, che insomma a volte vengono anche risolti in maniera, non dico rapidissima, ma sufficientemente rapida. Allora, via Ponziana è nella vostra circoscrizione, al numero 16 ci segnala la signora Sonia un tombino troppo alto, ha detto è passata con lo scooter, stava per cadere, ecco lo possiamo vedere anche nella foto. Sì, poi magari mi prenderò al numero 16. Il numero 16 di via Ponziana, ha detto che già la terza volta. Ecco, faccio l'esempio di questo tipo di intervento. Ecco, ad esempio. Mi è arrivato proprio l'altro giorno, l'altra settimana che eravamo in consiglio, ero proprio in consiglio che mi è arrivato un messaggio di un intervento da fare in via del Bosco per un enorme buco in mezzo alle carreggiate. Immediatamente attraverso l'attivissima nostra segretaria abbiamo mandato la segnalazione agli uffici e già il mattino successivo avevo la risposta che hanno sistemato il buco. E questo, ecco, invitiamo anzi i cittadini a segnalarci questo. Allora è molto semplice, si riesce anche a fare la segnalazione al comune direttamente.
Però diciamo noi siamo là a disposizione, quindi assolutamente attendiamo queste segnalazioni che immediatamente le facciamo avere all'amministrazione, soprattutto su interventi che hanno una necessità di urgenza perché magari hanno problemi di sicurezza stradale, perché capisco, io vado con le 2 ruote, posso capire che insomma una motoretta in quelle condizioni si ritrova sta cosa rialzata, effettivamente è molto molto pericolosa. Insomma. Allora, un'altra telefonata subito, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno. Buongiorno. Un po' giù di voce, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Allora, sentiamo bene, Vladi. Allora, si tratta di offrire uno spunto di riflessione a tutti quelli che ci ascoltano, che dovrebbe essere definitivo ma non lo sarà. Parliamo del Bosco Bovedo e della Cabinovia. Dunque, il Bosco Bovedo si compone di 25 ettari e il tracciato della Cabinovia comprenderebbe sì e no 2 ettari, per cui i restanti 23 ettari restano a disposizione del Bosco Bovedo. I disagi, certo, per costruire, eccetera, poi ci sarà la bora e ci sarà la pioggia. L'intervento principe già messo in campo già 2 anni fa più, riguardava certe persone che si lamentavano degli immobili. Mi passa vicino alle case, allora ci sono delle persone sicuramente interessate all'ecologia, alla tutela dell'ambiente, però ci sono altre che paventano, le varie Cassandre, che paventano danni enormi, danni irreversibili. Non è niente vero. Allora, gli autobus urbani ricevono sovvenzioni per poter andare avanti a funzionare. Così per anni ha preso il tram di Officina, sovvenzioni dalle ferrovie e dalla regione. Quindi accampare pretesti, dire ma quanto costerà? Sarà un disastro, quanto dovremo pagare? Pagheremo esattamente quello che è dovuto, perché è un servizio dato ai cittadini, come gli autobus, come il tram. È un po' il discorso che faceva ieri. Non vivono di soli biglietti dell'autobus. Capito. Hanno sovvenzioni, hanno avuto e avranno sovvenzioni continue. Capito. E la Cabinovia li avrà anche. Uguale come il servizio. In grado di alleggerire il traffico. Capito. Per cui è una buona cosa, insomma, secondo lei. Va fatta, assolutamente va fatta. Capito. Ci saranno i tempi di fermata, la bora, la manutenzione. E poi andranno messe in funzione delle navette ecologiche per spostarsi sia in città che specialmente sul Carso. Ecco, quindi il collegamento poi dall'Ovovia, dalla Cabinovia. Dal punto d'arrivo sul Carso con delle navette ecologiche per andare nei vari paesi vicini. Insomma, le piace Vladi questo progetto? Va bene, grazie di avercelo raccontato. È un po' il discorso che faceva ieri l'ingegner Bernetti proprio in commissione, no? Diceva abbiamo fatto questi calcoli sulla sostenibilità dell'opera poi attraverso i biglietti, se anche dovessero essere inferiori poi i ricavi non sarebbe un dramma, perché comunque tutto il sistema del trasporto pubblico funziona in questo modo. Era un po' questo, forse lo riassumo sì, è un discorso che noi avevamo troppo banalmente, però insomma un po' avevamo già fatto, discusso sia anche come associazione. Fra l'altro siamo stati già un paio d'anni fa dall'ingegner Bernetti a farci spiegare un po' tutto, cose che generalmente gran parte di quelli che fanno degli interventi oggi nemmeno sono andati a discutere con l'ingegnere del progetto. Allora, dal punto di vista, sicuramente c'è un impatto ambientale, ma sicuramente, questo abbiamo parlato anche con Bernetti, ci possono fare delle modifiche per migliorare dal punto di vista ambientale. Condivido moltissime di quelle cose che ha detto il spettatore adesso, perché la linea è quella. Fra l'altro, per quanto riguarda i costi, visto che è stato accennato, io facevo un ragionamento, mi pare che si parlava di 3.600.000 passeggeri all'anno, quello tipo, ma noi avevamo valutato che con quello che più o meno fa in questo momento la linea 6, che quella
in certi periodi molto, molto usata, che è quella che è il 6, sì. Sono più o meno 2 milioni, con più o meno 2 milioni e qualcosa di passeggeri, magari differenziando il biglietto tra residenti e turisti, più o meno si arriva là, anche perché poi, essendo, come accennava giustamente il spettatore, un servizio pubblico, non è che deve dare inutile, fra l'altro, no? Ma basterebbe andare a parità, ecco, quindi sicuramente da questo punto di vista. Risolve, come si diceva giustamente il sindaco anche ieri, risolve un discorso di mobilità ordinaria, però io la vedo molto anche dal punto di vista turistico, perché effettivamente ha un effetto di un certo tipo anche sul turismo. Non è assolutamente paragonabile al tram Piscina, che auspichiamo venga liberato prima possibile, però è un sistema completamente diverso, ricordando poi che il tram Piscina è sempre stato in perdita, quindi comunque, anzi, pesante perdita, quindi non è che cioè, si fanno tutti questi discorsi. Dopo, e poi chiudiamo il discorso perché abbiamo parlato tantissimo, anche in questo caso, come in moltissimi casi, poi ne nascono uno al giorno, nascono comitati contro qualcosa che sta facendo l'amministrazione comunale, che mediamente sono comitati alimentati da comunque una parte politica avversaria a quella che governa la città. Quindi insomma, trova un po' il tempo che trova. Fra l'altro mi viene più facile avere un confronto, ma anche fiducia nei tecnici che sono comunque attivi nell'amministrazione pubblica, come i tecnici del comune, piuttosto che i tecnici dell'amministrazione regionale, che magari qualche tecnico di qualche comitato che può anche avere in parte o comunque ragione, però diciamo che non è all'interno di quello che è l'amministrazione pubblica e vede anche tutto quello che c'è, l'impegno e il lavoro che c'è da fare per avviare. Poi, se ragioniamo su piace o non piace, per carità, ognuno ha, sì, ognuno c'è comunque delle allora, arriva già una mail contro, dice la signora Rossana: il signor Vladi confonde il Bosco Bovedo con la zona vincolata. Ricordo che se la cabinovia si mangerebbe un bel po' di fondi regionali e comunali che potrebbero essere destinati ad altro. Ricordo che l'asilo di Roiano viene privatizzato perché non ci sono soldi. Sono capitoli diversi, no? Però fa questo parallelo. Sono due cose diverse, ma è quello che dicevo prima, no? Può piacere o non piacere, poi ci sono ovviamente delle linee di amministrazione della città, dei progetti, che una parte politica li vede in una maniera, l'altra parte li vede in una maniera contraria, tante volte anche per partito preso, quindi ovviamente è da tenere presente questo. Sull'asilo nido poi se vuoi aprire un capitolo che questo è completamente diverso, ma adesso su questo noi stiamo vedendo un attimo cosa succederà anche per eventuali modifiche alla delibera, che però vediamo un attimo. Avete partecipato anche voi di Idea Giuliana, poi a una riunione di sì, noi sicuramente adesso in questo momento noi valuteremo appunto le modifiche alla delibera, sono alcune cose secondo me che è un po' da vedere, ma in linea generale noi diamo ampia fiducia al lavoro che sta facendo la Giunta. È un discorso che ci siamo confrontati in consiglio circoscrizionale con gli assessori Avia De Blagio su questo tema, ci hanno spiegato effettivamente che se non si fa così chissà quando si apre in questo momento. Ora, sicuramente c'è la necessità di aprire la struttura prima possibile e quello magari valutare che le tempistiche per la gestione privata sia più limitata possibile, perché noi crediamo che sia importante portare avanti quello che è il sistema pubblico più che l'esternalizzazione. Poi vedremo un attimo, ripeto, vedremo le modifiche. Sono tutti argomenti che noi comunque a livello locale stiamo trattando come Idea Giuliana, ma al di là di questo altri anche di importanza, ma anche l'importanza più rilevante, ma anche delle cose piccole, perché noi, e quello ricordo, hanno aderito a Idea Giuliana, al di là appunto del consigliere regionale Carlo Grilli,
Cason per quanto riguarda il comune, hanno aderito anche parecchi consiglieri circoscrizionali che copriamo praticamente tutto il territorio. E quindi ragioniamo proprio a 360 gradi, dalle opere più grandi a quelle più piccole, ma quello che è importante per noi è ascoltare i cittadini. Abbiamo fatto di recente la prima assemblea allargata di Idea Giuliana, dove comunque abbiamo dato anche dei compiti a quello che è il consiglio direttivo di questo nostro sodalizio. Ovviamente Carlo Grilli si occuperà per tutti i rapporti con l'amministrazione regionale piuttosto che le tematiche che riguardano il sociale, avendo fatto tanti anni di assessore qua a Trieste, certo. Insomma sicuramente Cason si occuperà dei rapporti con i comuni e gli enti locali. Io, al di là del lavoro di segreteria che faccio per quanto riguarda la parte comunicazione, seguirò ovviamente tutti i consiglieri circoscrizionali che hanno aderito al nostro movimento. Poi avremo la Margherita Canale che seguirà, che riguarda le politiche per la famiglia piuttosto che le pari opportunità, la Sabrina Polacco che lei è in sesta circoscrizione, che seguirà un po' quello che è le attività di commercio, le attività produttive, anche perché insomma è comunque, essendo commerciante, ha un po' sostituzione soprattutto per quanto riguarda il piccolo commercio rionale, le piccole attività che secondo me sono da valorizzare assolutamente, anche per appunto il valore sociale che hanno. Poi c'è Lorenzo Alberti che è un giovane, quindi seguirà le politiche giovanili, e l'Antonella Serbo che fa tesoreria e tesseramento. Quindi abbiamo dato comunque dei compiti precisi anche all'interno del direttivo. Poi devo dire la verità, in questo siamo partiti da un paio di mesi, sì e no, abbiamo avuto e continuano tante adesioni, sia un po' dal mondo già coinvolto in qualche modo nel mondo politico, ma anche da tanti cittadini e tante persone della società civile. Il nostro ambito, come è chiaro, è quello nell'ambito moderato del centrodestra per quanto riguarda se facciamo un ragionamento politico. In realtà per tutto il resto è molto trasversale, perché noi comunque ascoltiamo tutti. È importante per noi avere il rapporto, proprio il discorso del civismo che ci contraddistingue, e quindi il nostro rapporto, il primo rapporto che noi vogliamo avere è quello diretto con i cittadini e con le realtà locali, che siano associative piuttosto che di altro tipo. Ecco. Benissimo, allora sentiamo l'ultima telefonata, credo che siamo quasi agli sgoccioli di questa trasmissione. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono in linea, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei Bucarella, alla redazione, al gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Allora Bucarella, ho solo 3 domande da fare, per favore non mi tagli, grazie. Faccia veloce però, perché siamo addirittura da arrivo. Velocissimo, non veloce. Prego. Allora, vorrò porre queste domande al gentile ospite. Dunque, volevo sapere se lui sa il costo delle pulizie del silo, dell'interno del silo, a chi va, se alla comunità o al privato proprietario del silo, se paghiamo noi oppure diciamo le tasse. Poi volevo sapere se può confermare o smentire che gli extracomunitari, quelli dei silos e aggregati, saltano le liste di attesa nelle visite specialistiche, e se è vero che i residenti di Camposacro sono stati sacrificati perché c'era un progetto che doveva mettere gli extracomunitari dentro nel mercato del silos, però se riuscivano ad andare di Camposacro, volevo chiedere se è vero che i residenti di Camposacro sono stati sacrificati perché qualcuno non voleva che gli extracomunitari fossero visti dai passeggeri delle navi passeggeri che vanno a Venezia. Grazie, buongiorno. Ok, allora queste le domande anche un po'. Allora, siamo in chiusura rapidamente sull'ultima, che allora per quanto riguarda il trasferimento a Camposacro, allora è una soluzione che mi auguro e spero sia una cosa abbastanza provvisoria. Sicuramente, ripeto, non potevano restare al silos, questo è chiaro. Non mi entusiasma molto quella soluzione, credo che sia da trovare qualcosa di diverso, magari
qualche struttura o sul confine, eccetera, da capire come gestire. Quello che è importante ovviamente è che in qualche modo vengono, la vedo difficile che possiamo intervenire noi nell'ambito locale, probabilmente anche nazionale, a contenere i flussi, ma anche e soprattutto riuscire poi a distribuire, perché non possiamo avere ovviamente sul nostro territorio migliaia e migliaia di persone che non sono gestibili assolutamente. Quindi non è una soluzione entusiasmante, però evidentemente l'amministrazione ha tenuto che in questo momento sia la soluzione migliore. Chiaramente i residenti di Camposacro possono fare tutte le soluzioni, giustamente ne hanno tutto il diritto, ma torno a ripetere, spero che sia una soluzione, un tampone momentanea e che si trovi soluzioni diverse. Poi non mi ricordo cos'era. La pulizia del silo, allora, credo competa al proprietario. Allora, pulizia, per quanto posso, ho fatto 30 anni da imprenditore, ho fatto anche gestione di patrimoni immobiliari, salvo casi eccezionali, sia da imputabile alla proprietà. Da questo punto di vista, dopo come realmente siano le cose non glielo so dire, perché no, però generalmente faccio l'esempio, noi avevamo avuto dei problemi di questo tipo su un terreno abbandonato in zona Valmaura, dove tutti buttavano di tutto di più, è diventata una discarica e il proprietario era difficilissimo da intracciare, però siamo riusciti a sollecitare sul tempo l'amministrazione comunale, che attraverso l'avvocatura sono riusciti a intracciare la proprietà, anche perché dovevano fare, comunque il comune ha dovuto fare un intervento diretto, appunto trovando la proprietà, e poi evidentemente avranno in qualche modo trovato il modo di poi imputare la spesa. Però in momento di emergenza è chiaro che l'ente pubblico deve prendersi carico, non può fare a meno. Se è un problema di sicurezza pubblica piuttosto che di sanità pubblica, non ci sono alternative, no? Allora, grazie a Giorgio Cecco per essere stato con noi oggi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Sveglia Trieste torna domani alle 7 del mattino. Grazie e buona giornata. Buona giornata.